devo guardare di qua, ovviamente. Buongiorno dottoressa Bortolas, Buongiorno. la ringrazio intanto per partecipare, portare i saluti di Longarone Fiere Dolomiti in questo convegno che è il convegno finale di Cipal Chain, la misura 16 del PSR Veneto 2014-2020, che si conclude oggi dopo più di 2 anni di attività. Quindi la ringrazio e le do subito la parola, che so che è impegnata. Grazie mille a voi. Ho il piacere oggi di portare il saluto come Longarone Fiere. Io appunto sono Chiara Bortolas, sono membro del Consiglio di amministrazione e porto il saluto del presidente Gianangelo Bellati, che in questo momento è impegnato in un'altra conferenza, e di tutto il Consiglio di amministrazione. Siamo felici come Longarone Fiere di ospitare questo convegno conclusivo di un progetto che riteniamo molto importante per il nostro territorio. Da sempre la nostra fiera è molto legata al territorio, ai suoi produttori, e vuole mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze della provincia di Belluno e del nostro meraviglioso territorio. Siamo veramente felici che il Centro Consorzi abbia deciso di condividere con noi questa giornata, perché riteniamo molto importante fare da vetrina anche a questo tipo di iniziative. Questa è sicuramente un'iniziativa che domani, che è la giornata del Mondiale della Biodiversità, trova il suo perché in questa giornata, perché appunto va a tutelare, a cercare di recuperare quelle che sono 2 razze autoctone e a limitata diffusione, come la pecora lamon e la pecora alpagotta. E il bello di questo progetto è appunto che ha voluto coinvolgere diversi partner, dalla scuola, l'istituto agrario, e permettetemi di salutare la mia collega nel consiglio di amministrazione, la professoressa Flavia Colle, che vedo collegata. Ovviamente l'Università di Padova, che è sempre un partner importante per questo tipo di progetti, e che però mette al centro quelli che sono i produttori e i prodotti, quindi gli allevatori, giovani e meno giovani, che si sono impegnati in questo progetto e che riusciranno sicuramente a crescere sempre di più anche grazie a questa iniziativa. So che ci dovrebbe essere anche il dottor Pierangelo Sponga dell'ULS 1 Dolomiti, anch'esso un partner sempre importante anche per Longarone Fiere, perché comunque la conoscenza passa anche attraverso il continuo coinvolgimento da parte degli enti preposti. Credo che questo convegno, di cui appunto poi cercheremo di seguire le fila, sia molto importante anche perché va a trattare quello che è il marketing territoriale. Ce lo diciamo sempre che siamo bravissimi nel produrre, ma non sappiamo raccontare, non sappiamo spesso proporre e vendere i nostri prodotti. Con questo progetto Ship All Chain invece si è cercato di aiutare i produttori, oltre che nella fase di allevamento, anche nella fase appunto di vendita e di promozione sul territorio. Quindi io non posso far altro che ringraziare tutti per aver deciso di essere presenti in questa giornata, e do la parola subito ad Antonella Torme. Grazie mille Chiara, grazie per il tuo intervento. Fa tanto piacere anche noi essere qui ospitati presso il Forum dell'Agricoltura di Montagna. Ci è sembrata subito un'occasione importante, una vetrina importante attraverso la quale far conoscere i risultati di questo progetto che ci ha visto impegnati per 2 anni. Io volevo chiamare il presidente Alberto Peterle del GAL Prealpi Dolomiti, che diciamo è grazie proprio al GAL che è stato possibile realizzare questo progetto e diciamo arrivare ad ottenere i risultati di cui poi vi parleremo, e quindi lascio la parola per un saluto ad Alberto Peterle. Grazie Antonella, buongiorno a tutti. Anch'io sono molto felice di intervenire a questo convegno e di portare i saluti miei e di tutto lo staff del GAL. Sono contento perché la misura 16 rappresenta sicuramente la sfida più importante
del nostro PSL 2014-2020. È una misura molto difficile, una misura molto complessa, impegnativa e noi l'abbiamo inserita con un budget importante, perché dei 7,5 milioni che avevamo a disposizione abbiamo messo 1 milione di euro sulla misura 16. Siamo stati l'unico GAL in Veneto, l'unico GAL anche in Italia che ha investito così tanto in una misura innovativa. Ma l'abbiamo fatto perché quando abbiamo fatto le consultazioni in sede di predisposizione del nostro PSL avevamo capito, avevamo intuito che c'era la predisposizione da parte delle nostre imprese a mettersi in gioco in questo senso. Questo è un progetto interessante, interessantissimo, a me sta molto a cuore perché fra l'altro unisce le due aree, quelle un po' più fragili dal punto di vista socio-economico, quindi l'area dell'Alpago e l'area di Lamont e di Sopramonte anche, che sono le due aree, quelle un po' più fragili, che fra l'altro nella prossima programmazione sulla strategia nazionale delle aree interne potranno essere riconosciute proprio come aree interne e quindi avere delle agevolazioni e delle attenzioni particolari che potranno incidere anche in questo settore. Io ringrazio tutti i componenti, tutti coloro che hanno lavorato all'interno del gruppo operativo, ovviamente di questa misura 16, ma volevo ringraziare in modo particolare gli allevatori che si sono messi in gioco, che ci hanno messo la faccia, che ci hanno messo l'impegno, perché sono loro alla fine i protagonisti ed è da loro che dipende la riuscita di queste iniziative. Quindi a loro dico grazie, dico anche che questa misura 16 è un punto di arrivo, ovviamente oggi perché siamo alla conclusione, ma è anche un punto di partenza, E può essere un punto di partenza per tanti aspetti. Non so se nel prossimo PSL 2021-2027, che dobbiamo ancora ovviamente predisporre perché la PAC a livello nazionale e a livello regionale si sta ancora definendo in queste settimane, in questi mesi. Non so se avremo la possibilità di reinserire una misura di questo tipo, ma al di là di questo credo sia importante continuare ad investire. Vi assicuro anche che le associazioni e le istituzioni a livello locale capiscono l'importanza del lavoro che come allevatori state portando avanti e il momento ovviamente non è facile, è difficile anche per tutta una serie di motivi che conosciamo bene, però vi posso assicurare che dal punto di vista delle istituzioni c'è un'attenzione. Quindi io vi dico ancora grazie, continuate così, perché sono sicuro che questo tipo di attività porteranno dei risvolti importanti dal punto di vista socio-economico per tutto il territorio, non solo del GAL Prealpi e Dolomiti, ma dell'intera provincia di Belluno e del Veneto. Grazie ancora. Grazie mille, grazie mille. Volevo far intervenire anche il dottor Pietro Salvadori, dirigente di Avepa dello sportello di Belluno Treviso, perché anche Avepa è un partner importante di questa misura, nel senso che ovviamente è organo diciamo pagatore e controllore e quindi ha questo ruolo un po' diciamo a volte così è un soggetto con il quale bisogna fare i conti nel senso vero della parola, ma che è sempre stato molto, devo dire, anche rispetto a questa misura 16, molto collaborativo proprio perché è una misura complessa e quindi c'è stato davvero una necessità di un importante supporto anche da parte loro per capire meglio alcuni meccanismi e riuscire a portare a termine anche dal punto di vista proprio dell'erogazione delle attività e del riconoscimento del budget tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi ringrazio anche Avepa insomma per l'attività che ha svolto in questi 2 anni. Prego, dottor Salvadori, se ha piacere di portare un saluto, un commento, mi farebbe piacere. Allora, effettivamente questo tipo di misure, diciamo così, si innescano su una struttura amministrativo-contabile che un po' alle volte fa pugni con diciamo, la richiesta di flessibilità che questo tipo di interventi e di progetti richiederebbe. Diciamo che
periodo qua sto partecipando appunto agli incontri di pre-chiusura, come questo di chiusura, di questo tipo di misure, sia quelle la partecipazione con risorse appunto del GAL, sia quelle che sono partite direttamente da bandi regionali. E appunto su sia Belluno che qui a Treviso. Questa è una, stiamo parlando oggi, è sicuramente una delle iniziative che insieme ad altre che vedono che vedono l'operazione, la partecipazione del bellunese, che secondo me rappresentano un po' la punta di diamante, e un approccio, se vogliamo, effettivamente integrato rispetto a una tematica, diciamo, si può dire, potenziale sviluppo in un settore che non ha prospettive rosee o, voglio dire, rischia di appunto soccombere. A me, diciamo così, di questo progetto interessava, almeno inizialmente, mi aveva molto attratto la componente informatica, perché per mio sfizio personale, e un altro perché avevo colto subito che, diciamo così, andava a coinvolgere aziende con delle storie, delle anche professionalità, con degli approcci che probabilmente rappresentano e rappresenteranno un modo del tutto nuovo e del tutto innovativo, cioè la gestione del gregge, la gestione di alcuni passaggi a livello informativo, la necessità di tenere alimentato il sistema informativo, la consapevolezza che la potenza sta sì nel motore, ma sta anche nella benzina, che sono essenzialmente i dati che in questo caso le aziende agricole, inseriscono. La potenza e il capitale di questo progetto si racchiude appunto come si può dire, nel processo di accumulazione dei dati e nella loro, dopo, voglio dire, utilizzo, nel scoprire come le potenzialità sono sempre in evoluzione. Ecco, questo secondo me è come si può dire, è un elemento che sicuramente, diciamo, in altri settori, in altri comparti è conosciuto, è gestito, è valorizzato. In campo agricolo, secondo me, era finalmente ora che appunto lo si introducesse in un contesto come quello vietnamese, che appunto magari diciamo così sfrutta anche questa opportunità per recuperare posizioni, se sono da recuperare, e per scoprire come soprattutto attraverso, anche in maniera magari inizialmente non totalmente consapevole, per scoprire che la gestione, che l'innovazione nella gestione è fatta anche con queste cose, con questo tipo di valori e di valore. Niente, io vi auguro appunto buon lavoro, sto qui così si può dire in maniera diligente ad ascoltarvi e buon lavoro. Grazie. Grazie mille a lei, dottor Salvadori.
Se c'è collegato il preside, che non so se riusciva a collegarsi oggi, gli farei fare un saluto. Abbiamo aperto questo progetto con proprio un evento che è stato realizzato presso l'Istituto Agrario della Lucia di Vellai, e quindi abbiamo piacere ovviamente di concludere mantenendo questo stretto legame con la scuola agraria. Vedo il preside, quindi gli lascio la parola. Grazie. Sì, grazie al Centro Consorzi e grazie anche all'Ungarona Fiere, sia per la conclusione che viviamo oggi di questo progetto, ma anche per la conduzione complessiva del progetto. Noi come Istituto Agrario abbiamo aderito fin dall'inizio con convinzione a questo progetto, perché rispondeva ad una serie di problematiche. Pensavamo che rispondesse e per molti aspetti la risposta è positiva. La prima grande problematica era legata, noi anche direttamente stiamo gestendo una razza in via di estinzione, perché la razza Lamone è in via di estinzione, è a rischio di estinzione. L'alpagotta è già in una situazione migliore, e quindi questo era uno dei nostri obiettivi legati. Noi abbiamo anche un'esperienza su questi aspetti. Un'altra grande aspettativa legata a questo progetto, tutti sappiamo che la salvaguardia e la salvezza di razze o varietà in via di estinzione passa attraverso la loro valorizzazione, e avevamo fin dall'inizio la consapevolezza che qualche prospettiva in questo senso ci sarebbe stata data. L'altro aspetto che sicuramente ci ha coinvolto è sull'utilizzo delle risorse digitali per dare delle risposte. Cioè, questo è certamente un progetto Agricoltura 4.0, volendo metterci in una prospettiva che riguarda un po' tutti. È chiaro che noi abbiamo delle anche aspettative, perché noi siamo una scuola agraria. Noi i risultati di questi progetti certamente li riverseremo sui nostri studenti. Sicuramente farà parte anche di momenti di approfondimento, di curriculum, con la consapevolezza che certamente alcuni dei nostri studenti saranno i futuri allevatori custodi, saranno le persone che su questo terreno saranno impegnati, insomma, a gestire anche il futuro, insomma, di questo territorio rispetto a questa importante filiera, che è la filiera ovicaprina. Un'ultima considerazione, magari poi la riprenderemo, cioè sarà anche oggetto magari di una mia ulteriore precisazione in conclusione. Una delle nostre grandi aspettative è sul tema del biologico. Lo dico come istituto, io non lo so che punto di equilibrio riusciremo a trovare, perché sarà difficile, però noi siamo impegnati su questo tema, e lo sviluppo di questo tema legato a questa filiera la consideriamo importante. Grazie. Grazie mille Preside. Vedo che è collegato anche il dottor Walter Lucchetta, direttore di ARAV. ARAV non è stato partner ufficiale del progetto, ma in realtà è come se lo fosse stato, perché è stato sempre presente, necessariamente presente, perché come vedrete all'interno, sì, quando vi spiegheremo un po' l'evoluzione delle attività, diciamo la presenza di ARAV è sempre stata determinante, proprio perché è un interlocutore fondamentale per gli allevatori e anche per tutta l'attività appunto di ricerca e di equilibrio tra dati che abbiamo cercato di realizzare all'interno del progetto. Chiedo al dottor Walter Lucchetta magari di prendere la parola e di portare un saluto e un commento. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Sì, non partner diretto ma indiretto, perché, e lo ringrazio pubblicamente, tramite Davide Magnani abbiamo collaborato anche per individuare le stalle e operare in quello che mi collego a quello che ha detto la dottoressa Bortolas. È una cosa fondamentale. Domani è la giornata della biodiversità
e mai come un progetto del genere può effettivamente portare valore aggiunto sia per queste due razze. So che il secondo progetto si parla anche delle altre due, delle 4 nostre razze in via di estinzione, di cui 2 sono veramente in via di estinzione perché la Mon e la Fosa hanno dei numeri esigui. Quindi non solo partecipiamo, ma siamo convinti che poi la produzione di questo app, soprattutto per gli arieti, potrebbe essere molto importante per ottenere intanto un discorso di limitare sempre di più la consanguinità, che è sempre un rischio. La seconda cosa, che è la più importante, è anche verificare gli arieti che stanno meglio per quanto riguarda la scrapie, che è un bel problema e che ogni anno si ripresenta. E grazie alle istituzioni, grazie a Veneto Agricoltura, grazie alla Regione Veneto, abbiamo un dipartimento sia sanità che agricoltura, abbiamo potuto derogare ancora a quelli che sono i limiti per la scrapie. Quindi è un progetto che ha un discorso di promozione alla fine, ma che parte veramente dalla stalla. È il farm to fork l'abbiamo fatto prima, o è stato pensato molto prima di quello che sta facendo adesso l'Unione Europea. Quindi ci siamo, e il dottor Magnani è a disposizione, perché vorremmo l'app poi socializzarla con gli iscritti e capire come poter veramente utilizzarla, soprattutto, ripeto, sia per un discorso di consanguinità che per un discorso di veramente tutela della scrapie. Chiudo portando il saluto, ma lo porto proprio alla fine, del Presidente del Franceschi, che è molto attento su questi temi, e ribadisco la nostra completa disponibilità, perché è un progetto molto interessante che ha delle potenzialità molto forti. Ripeto, Farm to Fork è già molto avanti rispetto a quelli che sono i progetti dell'Unione Europea. Grazie e buon lavoro. Grazie mille dell'intervento. Mattia, avevamo qualcun altro da... No, sì, direi che... Possiamo partire con il video, con il video iniziale sì. di progetto, che alcuni di voi hanno già visto. È uno dei video realizzati appunto nell'ambito di Supply Chain, e prego, per cui se... In provincia di Belluno, nei territori di Alpago e Lamon, 2 razze ovine autoctone sono in via di estinzione: la pecora alpagota e la pecora di Lamon. Per preservare queste 2 razze e favorire la biodiversità genetica, nel 2018 inizia il progetto Sheep All Chain, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per la durata di 2 anni. Il progetto in questione si occupa di valorizzare gli allevamenti di ovini di razza autoctona, quindi nello specifico Lamon e Alpagota, e in particolare di valorizzare, oltre l'allevamento, anche il rapporto dei prodotti con il territorio. Il programma di recupero genetico e di conservazione, intrapreso 15 anni fa su iniziativa di Veneto Agricoltura, si basa su una rete di allevatori custodi, coinvolti nella rotazione programmata degli arieti. È una pecora che, per la sua frugalità, riesce con poca spesa ad alimentarsi e a produrre questo agnello meraviglioso, e quindi si adatta ai nostri terreni di montagna. Una vera e propria missione in un territorio in cui il senso di appartenenza coinvolge tutti, a partire dalla scuola e dai più giovani. I ragazzi imparano tantissimo vivendo a contatto delle esperienze. Si dice sempre in termini didattici che chi vede ricorda poco, chi sente un pochino in più, ma chi fa non può più dimenticare. La mia passione per le pecore è nata vedendo i pastori passare sotto casa e ho pensato di prendere una pecora. Dopo ho chiesto di prenderne un'altra e me l'hanno concessa. In totale ho 10 capi di pecore e vorrei arrivare a un numero molto maggiore per magari andare anch'io a fare il pastore fra un po' di anni,
penserei di arrivare sulle 1000-1200 pecore. Ma la sopravvivenza delle due razze è legata in gran parte alla sostenibilità economica. Per questo Sheeple Chain si occupa della valorizzazione delle produzioni derivanti dalle due razze ovine autoctone, carni, formaggi e in minor misura lana, sia verso potenziali consumatori, sempre più attenti alla qualità dei prodotti e alla loro provenienza, ma anche potenziali turisti, attratti dalle tradizioni locali collegate alla trasformazione dei derivati delle razze ovine e parte integrante del paesaggio rurale. Un territorio nel quale troviamo molte produzioni agricole, troviamo molte produzioni artigianali, un territorio che si presta benissimo a quelli che sono gli sport all'aperto, a quelle che sono le semplici passeggiate per rigenerare lo spirito e la mente. Uomo e natura, un legame antichissimo in un territorio meraviglioso, sospeso tra i cieli azzurri, il verde dei pascoli e le cime innevate, dove uomini e animali ristabiliscono i fondamenti del proprio vivere, anno dopo anno, in una ciclicità che ha qualcosa di magico. La cosa che mi piace di più di questa attività è appunto il rapporto che hai con la natura e soprattutto con loro. Sono, oltre che animali, sono molto più sensibili degli esseri umani. Oltre che a migliorare il territorio, perché ovviamente le porti dove attrezzature non vanno, vedi cambiare proprio il territorio. Grazie. Prima di cominciare volevo comunque anche ringraziare Franz Zanne che ci supporterà durante questo convegno da un punto di vista tecnico e di regia. Antonella, a questo punto direi che possiamo cominciare con i nostri interventi, quindi se vuoi cominciare te. Sì, contestualizzo un po' tutta la progettualità molto velocemente, perché poi immagino che siate interessati soprattutto agli interventi del DAFNA, insomma, che ha realizzato proprio la parte, ha seguito tutta la parte di sperimentazione e di sviluppo dell'app. Allora, cerco di condividere un attimo lo schermo, vediamo se... Vedete? Ok, perfetto. Allora, misura 16 che, come è stato detto, è stata una misura che è stata inserita all'interno del piano di sviluppo locale del GAL Prealpi Dolomiti. Erano 6 progetti presentati, 4 dei quali appunto sono stati finanziati, tra cui anche il nostro. Come ha detto il presidente Peterle, una sfida per il GAL, perché l'impegno economico è stato importante, una sfida che il territorio ha accolto e ha cercato in qualche modo di portare avanti, sfruttando quelli che sono i due veri driver di questa misura, che sono la cooperazione e l'innovazione. Sono 2 pilastri importanti che tra l'altro interagiscono in modo importante, nel senso che attraverso la cooperazione naturalmente il tema dell'innovazione subisce una importante accelerazione, e quindi sono 2 aspetti che interagendo si amplificano vicendevolmente, e l'abbiamo sperimentato all'interno del nostro percorso.
Il problema, sapete che la misura 16 è una misura molto interessante proprio perché attraverso la cooperazione e un elemento di innovazione cerca di trovare soluzioni ad un problema con il quale è costretto a confrontarsi l'allevatore, l'agricoltore e comunque l'azienda agricola. Nel nostro caso il problema è stato identificato nella difficile sostenibilità economica degli allevatori di queste due razze autoctone, la Lamone e l'Alpagota, una difficile sostenibilità economica che è sotto gli occhi di tutti naturalmente. E dall'altro però ci si è resi conto immediatamente che esisteva un patrimonio di dati e di valori socioculturali legati a queste razze che però non si trovava ancora, non si era ancora trovato il modo di valorizzare in modo che creassero effettivo valore aggiunto per in primis per l'allevatore stesso. E quindi ci si è posti l'obiettivo appunto di riuscire a migliorare in qualche modo la competitività di questi allevamenti di queste due razze, partendo soprattutto dalla condivisione informatizzata di questo patrimonio di dati, frutto di ricerche portate avanti da progetti come Bionet, dati presenti nei registri anagrafici e collegandoli anche a tutti quegli indicatori di valore aggiunto che questi allevamenti sono in grado di esprimere proprio attraverso l'importante ruolo che hanno nella cura e gestione del territorio e per tutti gli aspetti anche legati alla cultura e alla tradizione delle genti di questi territori. Quindi siamo partiti appunto dal analizzare i due contesti territoriali di riferimento, quindi la zona dell'Alpago con i suoi allevamenti, sono circa 30, forse qualcuno in più, gli allevamenti che insistono su questo territorio, che coinvolgono, diciamo che riguardano circa un 2400 capi in tutto, sono allevamenti mediamente con 40-60 capi, con alcuni allevatori che hanno oltre 200 capi. Il partner che abbiamo coinvolto per rappresentare questo mondo è naturalmente la Fardima. L'altro ambito che abbiamo considerato è quello di Lamon, collegato appunto alla pecora di razza Lamon. Abbiamo coinvolto in questo caso l'associazione Fiade Lamon e due aziende agricole, due allevatori che sono l'azienda agricola di Gioppo Ruggero, che è qui presente o si collegherà a breve, e Terre de Gaia di Claudio Polesana. Qui la situazione è molto diversa, poi magari lo vedremo più dettagliatamente nei prossimi interventi. Abbiamo poco più di 200 capi, abbiamo un numero sicuramente inferiore di allevatori con mediamente 10-15 capi, alcuni ne hanno più di 40 ma non sono molti. Come abbiamo cercato di costruire il partenariato, il gruppo operativo? Innanzitutto coinvolgendo ovviamente i protagonisti, quindi la Fardima, l'associazione, queste due aziende di cui vi abbiamo parlato, e poi cercando di coinvolgere tutti quei soggetti che negli anni precedenti avevano lavorato su questi temi e che quindi avevano in mano un patrimonio prezioso di dati, ma anche di relazioni già mature. E quindi sicuramente l'Istituto Agrario della Lucia, che ha, come sapete, anche un centro sperimentale di conservazione della razza Lamon, l'Unione Montana Alpago, che si è impegnata negli scorsi anni da parecchio tempo nel recupero e valorizzazione della pecora alpagota, e l'Università di Padova, in particolare il Dipartimento del DAFNAE, che già aveva collaborato in precedenti
nei precedenti progetti legati a Bionet, e che sicuramente con le proprie competenze avrebbe potuto portare un importante contributo alla soluzione del problema. Abbiamo esaminato naturalmente quelli che erano i punti di forza, i punti di debolezza di questi diversi contesti, e tra i punti di forza soprattutto vorrei mettere in evidenza il tema dell'identità territoriale, cioè lo stretto legame tra questo tipo di allevamenti ed il territorio in termini sia ambientali, culturali e sociali, il fatto che si tratta di allevamenti che hanno una naturale attitudine alla sostenibilità, la presenza, come dicevo, di attività di ricerca e recupero genetico già condotta da università e dallo stesso istituto agrario, dagli enti pubblici di cui vi ho parlato prima, e la presenza anche di un certo livello di organizzazione degli allevatori più o meno maturo, più maturo sicuramente nella Fardima, meno nell'associazione Fia della Mon, che è anche di più recente costituzione, ma già diciamo un punto di forza è stata proprio la presenza di elementi di aggregazione nei due territori. I punti di debolezza sono evidenti e sono soprattutto per la pecora di razza Lamon, lo scarso numero di capi con un rischio di consanguinità, quindi la scarsa integrazione tra le varie banche dati e gli indicatori zootecnici, quindi dati genetici, produttivi, riproduttivi, sanitari, eccetera. La dimensione piccola di queste aziende con una scarsa propensione al mercato, spesso appunto si tratta di hobbisti. Quindi l'obiettivo un po' di questo progetto è stato anche quello di riuscire a incentivare un po' l'avvicinamento degli imprenditori agricoli a questo tipo di allevamento, e soprattutto l'avvicinamento dei giovani anche attraverso l'introduzione di questi sistemi che poi vedremo adesso di digitalizzazione di questi dati. Le opportunità che abbiamo messo in evidenza, che abbiamo riscontrato, insomma, sono opportunità legate sicuramente all'attenzione da parte della politica europea per il tema della biodiversità. La considerazione positiva che le comunità hanno verso le razze locali, e l'abbiamo scoperto anche attraverso le azioni di marketing che abbiamo messo in campo. C'è molta attenzione, molta curiosità, molta voglia di approfondire, di conoscere, da parte quindi di quello che può essere anche il potenziale consumatore finale. Consumatore finale che è sempre più consapevole rispetto ai temi della biodiversità, della lotta ai cambiamenti climatici, del benessere animale, della sicurezza dei prodotti alimentari. Tutti i valori che poi attraverso il progetto abbiamo cercato di mettere in evidenza, e la presenza anche ormai di tecnologie smart che sono alla portata di tutti. Si pensi allo stesso smartphone, che è diventato poi l'elemento centrale del progetto stesso. Le minacce che si sono subito, diciamo, rese evidenti sono rappresentate dalla impossibilità di prevedere nel lungo periodo la continuità del sostegno pubblico a questo tipo di attività zootecniche, anche se naturalmente è evidente che è importante possa mantenersi nel tempo, e la tendenza anche da parte del consumatore comunque alla riduzione delle proteine di origine animali nella propria dieta. Quindi è un consumatore che consuma sì carne, ma in modo ridotto e magari con maggiore attenzione a quella che è la qualità del prodotto, la filiera corta e il legame con il territorio. E in questo senso questo tipo di produzioni zootecniche possono avere delle chance importanti, proprio perché riescono ad agganciare questo tipo di valori. E quindi, poiché parliamo di dati, poiché parliamo di tecnologie smart, poiché parliamo della necessità di ridurre la distanza tra allevatore e consumatore finale,
La soluzione sulla quale insomma abbiamo lavorato è quella proprio della digitalizzazione. Per far sì, diciamo, che il patrimonio espresso da tutti questi dati potesse tornare in qualche modo nelle mani e nella gestione diretta dell'allevatore. E quindi abbiamo pensato allo smartphone, che è, diciamo, una tecnologia che ormai è nelle mani di tutti, e abbiamo pensato ad un'app in grado di mettere in collegamento tra loro gli allevatori, quindi di aiutare a fare rete fra gli allevatori, all'interno degli allevamenti della pecora di razza alpagota, ma anche all'interno degli allevamenti della pecora di razza lamon, e tra allevamenti di razza alpagota e allevamenti di razza lamon. Quindi è una community digitale che si è andati a creare. Naturalmente, dicevo, la centralità è rappresentata dal dato che è stato raccolto dal DAFNAE, è stato organizzato in una database e poi utilizzato naturalmente per lo sviluppo dell'app, in modo che tutte le informazioni possano, diciamo, confluire nello schermo, nella disponibilità dell'allevatore ed essere utilizzata per la corretta gestione dell'allevamento. E come siamo arrivati a sviluppare diciamo, queste attività? Attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla misura 16, e quindi attraverso l'intervento 16.1, che è legato proprio al tema della cooperazione, quindi del gruppo operativo, e attraverso l'intervento 16.2, che invece rappresenta il vero e proprio progetto volto allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi. La misura 16.1, cioè il gruppo operativo, si è ritrovato in più occasioni nel corso del progetto. Ci siamo trovati almeno 7 volte ufficialmente per monitorare lo stato di avanzamento, per condividere problematiche, per programmare le attività successive. In questi tavoli abbiamo sempre invitato anche altri partner, tra cui appunto Arab, che è sempre stata presente, e anche lo stesso comune di Lamon, che è ufficialmente presente nell'altro progetto Misura 16, di cui magari vi parleremo alla fine di questo nostro incontro di oggi, e che però è sempre stato anche coinvolto nelle attività di questo gruppo operativo. Cooperazione significa anche partecipazione del gruppo operativo ad incontri con altri gruppi operativi nell'ambito della rete rurale nazionale e del PEI-Agri, quindi sia a livello nazionale che a livello europeo. Purtroppo, causa pandemia, non è stato possibile fare come speravamo degli incontri in presenza di condivisione, e quindi laddove ci è stata data la possibilità abbiamo partecipato ad un incontro in particolare di condivisione delle esperienze con altri gruppi operativi, e abbiamo in programma, tra l'altro, poi lo vedremo, un incontro che abbiamo, diciamo, promosso noi nell'ambito della rete rurale nazionale, proprio perché avevamo piacere anche di incontrarci con gruppi operativi che diciamo trattassero tematiche simili, e abbiamo appunto in previsione un incontro con il gruppo operativo Precision Ship della Regione Toscana proprio la prossima settimana, ecco, per consentire agli allevatori di confrontarsi su temi sempre legati alla digitalizzazione e gestione dei propri allevamenti. Questo intervento 16.1 prevede naturalmente anche una importante attività di disseminazione, di diffusione dei risultati. Il convegno finale, diciamo, che abbiamo promosso e che oggi ha proprio l'obiettivo di far conoscere quelli che sono i risultati di questo progetto,
e di creare stimoli e occasioni anche perché diciamo, questi risultati possono essere ripetuti o ripresi anche in contesti analoghi. Il progetto invece proprio vero e proprio è stato strutturato in quattro gruppi di attività. Il primo ha previsto appunto la raccolta dei dati e la loro riorganizzazione e l'elaborazione di questo software e di questa app. Il secondo gruppo di azioni è stato orientato soprattutto al tema della riduzione della distanza tra allevatore e consumatore finale. E anche qui è stato creato un database con la geolocalizzazione di tutte le aziende coinvolte nel progetto. È stato creato una scheda aziendale, come vedremo poi, che mettesse in grado di mettere in luce tutti quegli elementi di valore aggiunto ambientale che caratterizzano gli allevamenti, ed è stato creato un QR code da utilizzare nel packaging, diciamo, del prodotto finale, proprio con l'obiettivo di legare il consumatore agli allevatori, dandogli la possibilità di visionare sia i video che sono stati realizzati, una ventina di video molto belli, proprio che mettono in luce il mondo di questi allevatori, ma anche con la possibilità di approfondire tutti quegli elementi di valore aggiunto di cui appunto di cui ho accennato e che approfondiremo insomma negli interventi successivi, in modo da rendere stretto questo legame e fidelizzare il consumatore finale. Il terzo gruppo di azioni ha riguardato soprattutto il tema del biologico per il territorio dell'Alpago. Già la Fardima aveva espresso fin dall'inizio l'interesse a orientarsi verso questo regime, e all'interno di questo progetto c'è stata l'occasione di approfondirne punti di forza, punti di debolezza e di ragionare su un piano di conversione al biologico per i piccoli allevamenti di montagna. E poi l'ultimo gruppo di azioni ha riguardato la messa in campo di una serie di azioni di marketing sperimentale, con l'obiettivo proprio di tradurre i dati raccolti in elementi narrativi, in elementi di comunicazione, in elementi di marketing, in modo da favorire in modo da riuscire a creare attorno alle produzioni quel necessario valore aggiunto che serve agli allevatori per la propria sostenibilità economica. Il tutto naturalmente è stato accompagnato da una serie di azioni informative che hanno avuto un duplice obiettivo, quello di dare agli allevatori una serie di informazioni tecniche che potessero migliorare anche diciamo, l'interazione tra loro e l'università e il mondo della ricerca, ma anche è stato un altro obiettivo importante è stato quello di coinvolgere altri allevatori, anche non necessariamente allevatori legati alle due razze. Infatti hanno partecipato anche allevatori di capre o allevatori della razza di pecore di razza Brogna e di pecore di razza Fozza, e si è già cominciato a mettere in atto proprio uno scambio di buone prassi, a diciamo contaminare positivamente anche altre realtà del territorio, insomma, montano, ecco. Quindi nella misura 1 legata al mondo della cooperazione, dicevo, abbiamo fatto 7 incontri del gruppo operativo, 4 incontri di restituzione in itinere in Alpago e a Lamon. Nella seconda parte naturalmente il tutto è necessariamente dovuto avvenire online, ed è stato realizzato l'evento iniziale e quello finale, insomma, di oggi.
Questi VP insomma li abbiamo già visti prima, che sono diciamo i gruppi di azione in cui si articola il progetto pilota. Queste sono state le attività formative e informative che abbiamo realizzato, quindi la prima è stata appunto la comunità redazionale diffusa, che è una delle azioni di marketing sperimentale che poi vedremo insieme, e durante questo percorso sono state fornite tutte quelle diciamo necessarie indicazioni per strutturare delle competenze nell'uso dei social, che poi sono state messe in pratica attraverso proprio la comunità redazionale diffusa. Si sono approfonditi aspetti legati alla gestione biologica degli allevamenti, ed infine si è diciamo approfondito a 360 gradi tutto quello che è tutte quelle che sono le funzioni legate all'app che è stata realizzata all'interno del progetto, cercando di far capire anche come è stata costruita la matrice che sta alla base del funzionamento di questa app. Questo insomma un po' il cronoprogramma. È un progetto che si è sviluppato, aveva diciamo, una durata iniziale, avrebbe dovuto avere una durata iniziale di un paio d'anni, poi naturalmente a causa del Covid ed essendo un progetto che si è basato molto sull'attività di cooperazione, di presenza in azienda, eccetera, alcune attività necessariamente hanno subito un importante slittamento, per cui attraverso una proroga ufficiale, una proroga da noi richiesta, siamo arrivati appunto al 2021. Qui vedete insomma che le varie attività, il gruppo di attività riguardato la raccolta dei dati, diciamo, è stata la prima attività a partire. E l'ultima ha riguardato soprattutto il tema della conversione al biologico, su cui abbiamo fatto anche degli approfondimenti non più tardi di un paio di settimane fa, e tutto l'aspetto legato alle azioni di marketing sperimentale. Ce n'è una, tra l'altro, che abbiamo dovuto rimandare in più occasioni, che è diciamo un'attività di promozione che stiamo ancora realizzando presso la birreria Pedavena, dove, se avete l'occasione, ci sono appunto vengono riprodotti nel maxi schermo della birreria tutti i video legati agli allevamenti delle pecore di razza Lamon e Alpagota. C'è la possibilità da parte dei frequentatori, insomma, della birreria di compilare un questionario dando un proprio feedback rispetto a questo mondo, ed è stato inserito anche in menù un piatto che si chiama battuta di Fiat de Lamon a base di carne di pecora di razza Lamon, e anche qui con un questionario di ritorno che ci sta dando e darà la possibilità anche di conoscere l'apprezzamento dei clienti, dei consumatori finali rispetto a queste produzioni. Vi dicevo che appunto uno dei prossimi appuntamenti è questo che abbiamo promosso, insomma, è questo momento di confronto con un altro gruppo operativo che diciamo è presente in Toscana, che insiste su un contesto completamente diverso, ma che ha ugualmente deciso di affidarsi ad un'app per la gestione di alcuni aspetti dell'allevamento legati in quel caso più che altro al fattore alimentazione. Quindi sarà un momento importante di scambio a cui naturalmente invito tutti voi. Questa slide riguarda più che altro diciamo le interazioni che ci sono e ci saranno tra questo misura 16 Ship Chain e la misura 16 Ship Up, che vede coinvolte tutte e quattro le razze ovine venete. Ma di questo ve ne parlerò insomma alla fine dell'incontro, se ce ne sarà occasione. La cosa che volevo insomma così far presente è
l'acronimo di progetto, perché AL sta per Alpago Lamon e Chain catena. Catena perché richiama la catena del DNA, questo importante serbatoio di informazioni genetiche che sta alla base di questa progettualità e della costruzione stessa dell'app, ma anche catene intese come legame tra allevatori e tra attori della filiera, tra allevatori e enti istituzionali come ARAV, ULS e quant'altro. Mentre nel logo di ShipUp dell'altro progetto vedete appunto rappresentate attraverso queste nuvolette colorate le quattro razze. Ecco, spero di non avervi annoiato, ma lascio la parola sicuramente adesso ai protagonisti, agli allevatori che sono stati coinvolti in questi 2 anni, che ringrazio naturalmente perché sono stati sempre presenti, non hanno mancato un appuntamento, hanno dato veramente il loro contributo, il loro punto di vista, si sono messi, come si diceva prima, in gioco, e grazie ancora, grazie mille. Grazie Antonella. Direi di cominciare, se è presente, con Zaccaria Tona, che è il presidente dell'associazione della cooperativa Fardima, che ci parla un po' di come loro come associazione allevatori hanno vissuto comunque il progetto, facendo un po' delle considerazioni conclusive. Prego Zaccaria. Grazie. Allora mi presento magari per i vari rappresentanti di gruppi del gruppo operativo. Io rappresento la Fardima Alpago, rappresenta ben 25 soci, di cui 20 allevatori. Ma mi sento di rappresentare un po' tutti i 78 allevatori dell'Alpago, anche quelli più piccoli che hanno solo 3 o 4 pecore. Allora, io sono soddisfatto, sono contento del progetto, e pur avendo anche delle criticità che magari non sono state sviluppate fino in fondo, criticità che non sono state risolte, in poche parole. Però dico subito che qualsiasi progetto, qualsiasi menzione che si fa non solo delle pecore, ma del territorio, è fatto in modo condiviso con altre razze, porta sempre qualcosa di positivo. Intanto ringrazio tutti gli operatori del gruppo, e in particolar modo il Centro Consorzi, che è rappresentato da Antonella Torme, che mette passione, io dico la parola passione, la passione che hanno gli allevatori. E ringrazio anche l'università, in questo caso è Enrico Sturaro. Sono i 2 interlocutori che io chiamo, se non giornalmente, ma quasi giornalmente, per sentire i pareri. Sono loro i motori di questo progetto. Posso dire, sono loro i motori che hanno sviluppato, hanno portato a termine un progetto con tutte le sue difficoltà. Cosa posso dire? Io potrei essere la parte imprenditoriale di questo progetto, rappresento gli allevatori, non sono la parte politica, per cui io valuto i fatti, valuto cosa è stato fatto, cosa è stato portato a termine e cosa non è stato portato a termine. Dico questo perché chi fa questa attività, l'allevatore, dico l'allevatore, non parte con lo scopo del lucro, ma parte con lo scopo di passione. La prima cosa che attira è la passione. E tutti gli allevatori, dico della Lamon, del Pago e delle altre razze venete, partono sempre con passione, perché se guardano subito il reddito si fermerebbero già subito. Allora noi possiamo dire che io parlo per l'Alpago, la razza Alpago ha 3.000 pecore circa. Noi come cooperativa ne rappresentiamo 2/3 di queste 3.000 pecore. Ecco. E nel giro di 11 anni di attività della cooperativa è riuscita a portare a casa, avere un'attività se non economica, ma quasi economica. Il progetto o i vari progetti che sono stati fatti
dico sempre, hanno la loro validità e importanza. Prima di tutto, l'importanza è che si tiene vivo un'attività marginale, dove non c'è reddito. Io la paragono sempre un progetto a quella pubblicità che fa una nota casa mondiale di una bibita, che non fa per la pubblicità giornaliera, non per vendere, ma per tenere vivo il nome. Questa è la cosa principale che un progetto deve fare. Il progetto è rivolto a quelle attività marginali dove non hanno reddito, questo per prima cosa. Ecco, per cui io devo dare atto che qualcosa è stato fatto. Allora, questo progetto aveva degli obiettivi ben precisi. Noi avevamo chiesto, concordato insieme ai vari partner, la realizzazione di un'app, un sistema innovativo sull'allevamento e un sistema innovativo anche di marketing. Posso dire che qualcosa è stato realizzato, anzi la maggior parte delle cose sono state realizzate e ne do atto anche ai vari collaboratori. Sono contento prima di tutto che il progetto è stato fatto insieme ad altri operatori del settore, perché solo insieme si possono fare le cose insieme. Faccio un paragone, dico sempre, tu prendi un stelo in mano, lo pieghi, si spezza. Tu hai un mazzo di steli, non lo pieghi, per cui ha una validità enorme anche per il futuro. Altra cosa, io dico sempre, gli allevatori sono i custodi delle tradizioni, sono i custodi del territorio. Intendo territorio anche come calamità naturali. Chi cura il territorio evita anche la calamità naturale. È un risparmio da parte degli enti pubblici. Sono custodi della biodiversità, sono custodi anche del turismo innovativo e anche degli sport della natura. Per cui l'allevatore non fa un'unica attività, non alleva solo la pecora, ma ne fa molte e avendo un ritorno, se non scarso, quasi nullo. Questa è la prima cosa. Poi io potrei definirmi la pecora nera sempre perché valuto le cose sempre come stanno. Probabilmente rappresento il mio gregge, di 15 pecore. Di solito la razza Alpago, ogni 15 pecore bianche ce n'è una nera e ogni 10 pecore una è senza padiglione. Questa è un po' la media. Purtroppo il mio gregge, su 15 pecore, più della metà sono nere. Probabilmente io rappresento anche quel gregge, in poche parole. Però sono sempre concreto sulle cose. Valutare, io valuto di solito i fatti, i risultati, le competenze dei personaggi e le variabili. Ogni decisione che prendiamo in Fardima o che prendiamo anche all'interno del Consiglio Fardima è di sì, io prendo una decisione oggi, ma prendendo questa decisione cosa si può fare o cosa si sviluppa nei prossimi 5 o 10 anni? Questo qua è sempre il modo di ragionare anche nel piccolo, perché anche nel piccolo vale come fosse un'industria o cosa del genere. Per cui posso valutare cosa ha dato questo progetto. Allora, per l'app è stata sviluppata, è stata portata a termine, ha un bel programma che va a gestire non solo gli arieti, ma va a gestire anche l'anagrafe del gregge, va a gestire molte altre cose, quelle che abbiamo chiesto. Purtroppo adesso bisogna anche che l'allevatore si infranchi, dico così, si infranchi, perché ha imparato, ma ci vorrebbe qualcosa, una persona, qualcosa che giri magari un paio di giorni ogni allevatore, ho capito che sono spese, però per metterlo là e ragionare sull'app, perché è un buon prodotto, anzi è un ottimo prodotto, posso dire, per la gestione degli arieti. Però bisogna abituare l'allevatore di utilizzarlo, di provare, di fare. E all'inizio è faticoso, quelli più giovani sono partiti e hanno visto che dà risultati e è un ottimo strumento. E potrebbe essere sviluppato anche per collegarsi con vari enti, l'ULS, l'ARA, tutto quanto. Però per il momento stiamo facendo in Seconda cosa, le schede aziendali sono state portate a termine con competenza. Prima avete mostrato i vari video, le varie schede, dico che è stato fatto un lavoro eccellente.
Per il marketing, analisi di mercato, questo è stato fatto solo in parte. Analisi di mercato, io mi attendevo qualcosa di più magari. Noi abbiamo già i nostri clienti, abbiamo già i nostri ristoratori, le nostre macellerie e tutto quanto. Mi aspettavo magari un marketing più aggressivo nei confronti delle 3 province dove noi operiamo. Noi operiamo sulla provincia di Belluno, Treviso e Venezia. Siamo presenti in queste 3 province. Magari sentire i nostri clienti, dove è fatto magari completare, sentire i nostri clienti, noi abbiamo una fascia medio-alta, per cui era da sviluppare un po' di più questo tipo di... Ecco. Per quanto riguarda funzionalità e la gestione del nostro settore, io posso solo dire che è stato positivo in poche parole. Altra cosa, dei 25 soci della cooperativa sono 4 gli imprenditori, di cui uno è anche ristoratore, il resto sono tutti hobbisti. L'importanza degli hobbisti è fondamentale. Però una cosa, l'imprenditore dedica il tempo alle mutazioni del mercato, alle innovazioni, a tutto quanto. L'hobbista, che mi ritengo anch'io un hobbista, va bene che ho la figura di hobbista e anche di presidente, di rappresentante di un'associazione, di una cooperativa. L'hobbista, lui fa il suo lavoro solo per passione, non vuole sapere di finanza, non vuole sapere di innovazioni, lui vuole tenere il suo territorio pulito, vuole tenere le sue pecore pulite, sane e portarle, vuole essere inserito in un contesto dove è metà gioco e metà lavoro, ecco questo qua, non mi interessa. Per cui di solito si fa fatica a convogliare o indirizzare questa quota di persone o di allevatori all'interno di un progetto. Tutto il resto ha partecipato, a turno hanno partecipato tutti quanti, devo dire. Per cui per questo motivo sono soddisfatto. Altra cosa che una pecca, io mi aspetto sempre dai vari progetti una maggior indipendenza finanziaria, cioè dove io posso, le varie aziende, in questo caso sono imprenditori, sono noi, la MON, privati, ecco, si aspettano anche di avere dico io sempre, una parte finanziaria di cui eccede per fare qualcos'altro, per fare cose strumentali, per ammodernare magari attrezzatura, per gestire qualcosa, ecco. E qualsiasi progetto dovrebbe destinare una parte, io dico sempre un 20% del costo dell'intero progetto a direttamente una finanza gestita direttamente dai vari partner. Questo è. Criticità. Ci sono 4 criticità che non facevano parte di questo progetto e io lo dico subito. Le criticità irrisolte sono la lana perché come ben sapete i vari lavaggi hanno avuto una brutta fine, sono falliti o chiusi, ce n'è ancora uno attorno a Prato e abbiamo problemi, non solo per noi ma per tutto il gruppo, cioè noi, la MON, Brogna e altre attività. Altra criticità che non spettava questo progetto è il lupo. Qua bisogna fare un progetto a sé stante perché è la criticità maggiore che dà maggiore preoccupazione per tutti i nostri allevatori. Io guardando il futuro, questa criticità mi preoccupa. Dobbiamo sviscerarla, ma in un modo organico, in un modo critico e anche in un modo... Io non sono per... le biodiversità devono essere mantenute tutte con un certo equilibrio. Per cui ci deve stare il lupo, ma ci deve stare la pecora. Ecco. Altra criticità è il biologico, che noi dobbiamo portarlo a termine. Io spero sempre di portarlo a termine non come singolo allevatore, ma come cooperativa, o come zona, o come provincia. Per essere presenti sul mercato è già biologico il nostro prodotto. Però non tutti gli allevatori hanno quel pezzo di carta che dice il tuo prodotto è biologico. Anche se noi abbiamo un disciplinare dove
sia la pecora deve mangiare quel tipo di cibo, lo spazio per ogni fattrice è questo, deve bere così, deve essere così. Ecco, per noi è biologico, però non abbiamo quel pezzo di carta. Cosa potrei dire altro? Basta, io mi fermerei qua e magari se... Ecco. Comunque devo dire che è stato positivo e abbiamo degli interlocutori molto validi. Questo lo dico, lo fermo e lo apprezzo, perché hanno la stessa passione degli allevatori. Grazie a voi tutti. Grazie Zaccaria. Vedo collegata Milena Palla, che è vicepresidente dell'Associazione Fede La Mon, se vuole portare un saluto anche per conto dell'associazione. Milena. Probabilmente non riesce ad accendere il microfono. Passo quindi a Giop Ruggero, che vedo che si è collegato. Ti do il benvenuto. Come per Zaccaria gli chiedo insomma di fare un po' le sue considerazioni conclusive sul progetto e su come si è trovato. Sì, buongiorno, mi scuso il ritardo. Avevo avvisato un attimo, ho avuto a che fare con gli animali. Non posso far altro che, diciamo che Zaccaria ha detto quasi tutto la scaletta che mi ero preparato io, però condivido appieno le sue tesi, insomma le sue conclusioni. Differisco un attimo solo in parte, perché ovviamente l'Alamon parte 2 scalini indietro rispetto all'Alpagota a livello di marketing, a livello di numeri, a livello di marketing. Però al di là di questo punto che ci differisce così, la cosa in comune è che anche qui alla fine del progetto qui Sheep Chain, le macellerie paesane non hanno collaborato a livello di marketing, comunque loro hanno la loro strada, non si sono interessate più di tanto, se non il caso che è stato positivo riguardante la birreria Pedavena e la macelleria da Valerio, e comunque c'è stato uno sbocco lo stesso, insomma, per quanto riguarda il valorizzare i prodotti di carne. Le tematiche sono le stesse che ha annunciato Zaccaria, il problema della lana che persiste. Dette queste negatività così su 2 piedi, volevo solo aggiungere anch'io positivamente il fatto della collaborazione tra tutti gli interessati, tutti quelli che si sono messi a disposizione. La realizzazione dell'app adesso sta alle associazioni di allevatori, a noi allevatori, trarne beneficio, sfruttarla per avere appunto miglioramenti per quanto riguarda anche la genetica delle nostre greggi. Spero che tutto abbia servito anche per confrontarci anche tra di noi allevatori stessi, che spesso siamo isolati, ognuno per conto suo. Vedo tutto questo in maniera positiva per quanto riguarda Sheep Chain. È stato bello lavorare assieme, non abbiamo mai creato, come si dice, discordie, abbiamo sempre cercato di mediare sulle soluzioni da prendere, grazie alla professionalità comunque anche dell'Antonella e di tutti i ricercatori. Ho conosciuto persone veramente capaci, e da questo lato è bello sapere che
dietro il mondo agricolo di noi giovani anche, e comunque di queste realtà che fanno vivere questi territori, questi paesi di montagna, ci siano appunto persone che ci studiano dietro e che ci lavorano veramente, persone qualificate ovviamente. E quindi il mio è un ringraziamento finale. Ho detto prima solo un punto negativo, ma volevo solo chiudere in bellezza, ecco. Io non mi sento di aggiungere altro, perché potrei star qui ore a parlare ancora dei problemi della lana, questo e quello. Speriamo si risolveranno. Abbiamo visto che si è riusciti a fare un bel lavoro, e con questo io vi ringrazio, insomma, ringrazio tutti i partecipanti. Grazie. Grazie Ruggero. Passerei adesso la parola al professor Sturaro del Dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova, che si è occupato un po' delle 3 attività centrali, diciamo, del progetto Cipal Chain, dalla realizzazione dell'app al tema del biologico. Forse c'era, scusami Mattia, c'era la Serena che come istituto agrario che aveva... Scusa Enrico, sai... Sì, sono qua. Ho difficoltà di connessione, mi sentite? Sì. Sì. Adesso ti sentiamo più però, no. Serena. Mi sentite? Adesso sì. Io ho il PowerPoint da proiettare. Faccio condivisione dello schermo. Sì. E poi apro lo vedete? No. Devi attivare il video prima, Serena. Cioè? Prima il PowerPoint? No, attiva il video della tua telecamera forse. Allora così, ok. Poi il PowerPoint e poi condivisione? Sì. Lo vedete? No, perché devi selezionarlo, quando fai condividi, devi selezionare lo schermo dove compare... Col tasto verde condividi lo schermo. Adesso? Sta arrivando, eccolo qua. È arrivato, bene. Io molto velocemente, perché avete già illustrato il progetto nella sua complessità. Noi come scuola, io ho presenziato in questi 2 anni in qualità di insegnante tecnico-pratico dell'Istituto Agrario, e è fondamentale per quanto riguarda la pecora di razza Lamon, in quanto come istituto siamo un centro di conservazione della razza e da oltre 15 anni ci siamo interessati proprio prima inizialmente per il recupero, la salvaguardia e il mantenimento di questa razza. Già avete sentito i numeri, su circa 250 capi, una cinquantina li detiene e li alleva il centro di conservazione del nostro istituto. Gli obiettivi didattici di questo progetto, rivolto soprattutto agli studenti, anche se in quest'anno, soprattutto 2020-2021, è stato un anno particolare per il Covid, e voi capite che lavorare con i ragazzi in questo contesto è stato veramente difficile, addirittura in alcuni punti è stato impossibile. Però inizialmente questi erano gli obiettivi: la conoscenza dei territori, soprattutto per quanto riguarda i prati, i pascoli destinati all'allevamento ovino in montagna, il discorso della mappatura delle aziende e quindi la consapevolezza del patrimonio ovino esistente delle 2 razze, sia della Lamon che dell'Alpagotta, l'importanza che noi da anni portiamo avanti della biodiversità animale, non solo allevata, ma anche quella spontanea, perché conservando e mantenendo queste aree di prati e pascoli vengono conservati alcuni ecosistemi, e quindi parliamo sia di conservazione della biodiversità
animale spontanea, ma anche della biodiversità vegetale spontanea. Il discorso collegato in ambito didattico e anche nei percorsi a livello proprio formativo a scuola, si parla della valorizzazione del settore ovino, anche se è un settore e un allevamento minore, ma il ruolo anche importantissimo svolto dai pastori sul territorio, perché è già stato detto in termini di gestione del territorio, di protezione e salvaguardia dell'ambiente. E poi a me è sempre stato un po' a cuore in tutti questi anni di insegnamento e parlando anche del Bionet, la fattibilità di creare delle sinergie tra gli allevatori, i trasformatori, i ristoratori e logicamente i consumatori, perché se non ci sono i consumatori è inutile che alleviamo. Cosa abbiamo fatto come scuola e cosa abbiamo intenzione di fare? Supporto nelle visite alle aziende per la raccolta di dati iniziali del 2018, perché noi abbiamo fatto un lavoro, già stato accennato in questi anni con il Bionet, e quindi abbiamo già una banca dati. E quindi abbiamo aiutato in questo progetto nella raccolta, visite delle aziende, la raccolta quindi dei dati, e poi abbiamo seguito anche assieme e al veterinario e all'esperto di razza e al veterinario deputato alla raccolta di dati, ma anche dell'ARS, il dottor Sponga, anche a seguire la sperimentazione dell'app. Abbiamo poi recuperato, conservato, riprodotto, incrementato gli ovini di razza Lamon nel centro di conservazione della scuola. Stiamo facendo ricerca e formazione di allevatori custodi, sia a livello territoriale, ma soprattutto con il coinvolgimento degli studenti del nostro istituto, in qualità di futuri imprenditori agricoli. La messa a disposizione dei dati già raccolti negli anni di sperimentazione e visto che, come già ripetuto e ribadito, sono disponibili effettivamente diversi dati riferiti alle unità di capi, riferiti alle caratteristiche delle aziende, riferiti alle malattie, quindi sono già stati fatti dei lavori importanti. Poi la realizzazione della filiera della pastorizia autoctona per quanto riguarda soprattutto la carne, in collaborazione con gli studenti alberghieri. Questo è un obiettivo che ci terrei tanto anch'io a dare il mio contributo, se fosse possibile anche nell'altro progetto, perché è fondamentale che ci sia questo fra coetanei, questo scambio di esperienze per quanto riguarda l'allevamento e la trasformazione e poi l'assaporare i vari prodotti, nello specifico la carne, ma pensando anche alle altre razze, anche ai formaggi. La valorizzazione della lana con dei laboratori artigianali a scuola che da anni io ho portato avanti con delle artigiane a livello locale. Zaccaria ha messo in evidenza la grossissima problematica a livello nazionale per quanto riguarda il lavaggio. Speriamo che ci siano dei progetti per far sì che si riattivi la filiera partendo proprio dal lavaggio, perché ci siamo un po' così organizzati per quanto riguarda la tosatura e diremo così, il trasferimento della lana nei centri di lavaggio, ma adesso ci manca diremo il primo anello della catena, che sono proprio queste realtà. Poi progettare e delineare presidi, l'ho accennato, i distretti biologici diciamo collettivi anche prima Zaccaria lo metteva in evidenza, per i pastori locali che allevano gli ovini di razza alimentare. Il distretto biologico è stato avviato in qualche attività, l'Alpago e l'Amon, potrebbe essere un'area che coinvolge anche il Parco Nazionale delle Dolomiti. Ci sono tantissime opportunità, anche perché in realtà l'allevamento ovino di per sé è già un allevamento biologico, però bisogna pensare a che cosa? A una certificazione di prodotto, che è l'agnello dell'Alpago, ma anche la carne di pecora affumicata dell'Amon, il discorso della lana e poi tutto il discorso della certificazione del sistema, quindi parlando di allevamento. Allevamento che può essere una certificazione a livello biodinamico, ecologico, ci sono diverse opportunità pensando anche al discorso del marchio del prodotto di qualità della montagna.
Nel concreto abbiamo aiutato, diremmo così, collaborato per la realizzazione dell'app per smartphone rivolta agli allevatori custodi ed enti con dati utili per una corretta gestione degli accoppiamenti, perché questa era proprio un obiettivo che anche il nostro esperto di razza a scuola diceva è uno degli obiettivi principali della consanguinità. Avendo pochissimi capi, i maschi che girano sono sempre gli stessi, e diremo anche che in questo ruolo è stato importante l'attività della scuola, perché selezionando i capi e mettendo a disposizione un certo patrimonio genetico ha fatto sì che certi fenomeni di consanguinità per il momento ancora non si sono manifestati. Quindi nel caso delle pecore di razza Lamon la scelta dell'ariete da inserire nel gregge è fondamentale, perché proprio abbiamo un numero ridotto di capi che sono iscritti al registro anagrafico. Probabilmente ce ne sono degli altri, però al momento noi lavoriamo con i capi dove possiamo avere una loro tracciabilità. Questo tutto è stato fatto mediante le visite aziendali e mediante prelievi di sangue e anche di altre parti degli animali. Io vi ringrazio e ho messo come ultime foto proprio il laboratorio che, pur essendo in lockdown e pur essendo io la sottoscritta in pensione, sono riuscita nel 2011 a far realizzare dei capi, di piccoli capi che sono dei cappelli dei pastorelli con la lana, con la falda di lana a disposizione della scuola. Grazie. Grazie professoressa Torrin. A questo punto, professor Sturaro, prego, può iniziare. Grazie Mattia, buongiorno a tutti. Enrico Sturaro, Dipartimento DAFNAE, quindi la parte agraria, diciamo, dell'Università di Padova. Noi abbiamo lavorato come partner scientifico a questo progetto. Adesso io ho preparato una presentazione dove presento i principali risultati. Però mi piacerebbe all'inizio anche fare un po' il punto di qual è il contesto in cui viene inserito questo progetto. Prima ci sono stati vari interventi che hanno richiamato un po' il panorama a cui è soggetta l'agricoltura italiana ed europea, l'evoluzione legata alla Farm to Fork Strategy. Vedremo che questo progetto, che ha una forte valenza locale, è comunque un buon esempio di pratiche che sono suggerite e sostenute dalla Farm to Fork Strategy, e quindi può essere questa tipologia di approccio replicato o portato anche in altre realtà, in altre iniziative. Prima di cominciare volevo soltanto fare all'inizio un ringraziamento da parte mia a tutto il partenariato. Questo è un progetto nell'ambito delle misure di cooperazione del piano di sviluppo rurale. È un progetto particolare per due motivi. Come diceva il direttore del GAL prima, presidente del GAL, scusate, prima, è una misura 16 legata a una realtà locale, non è una misura 16 regionale, quindi con un target ben specifico. Il secondo aspetto è che è caduto in periodo di Covid, per cui abbiamo dovuto rivedere in corso d'opera le modalità di interazione. È chiaro che è un progetto basato sulla cooperazione, sul fatto di vedersi, confrontarsi, sul fatto di visitare le aziende, essere presenti in ciascuna delle realtà per avere anche degli approcci specifici, risente molto di questa tipologia di criticità. E quindi il ringraziamento va a tutti i partner, perché è proprio il forte interessamento che hanno sempre dimostrato che ha permesso di portare a termine con buoni risultati il percorso, nonostante le difficoltà legate alla situazione esterna. Io provo a condividere lo schermo. Ora dovreste poter vedere il mio schermo. Mi confermate che vedete lo schermo? Sì, lo vediamo. Sì. Antonella, quanto tempo ho? Allora, adesso sono le 11:32, hai sicuramente mezz'ora. Anche cioè, diciamo che sei il cuore dell'incontro, per cui prenditi pure il Adesso tempo mi dai una necessario. responsabilità grossa allora. No, era giusto per non essere ripetitivo, ma anche per dare un po' di risalto alle cose fatte.
Dopo un'altra indicazione, dentro nel sistema in cui siamo collegati, voi potete anche mettere delle domande in chat, però sentitevi liberi anche di prendere la parola e fare delle domande. Non è una lezione, non è un momento così soltanto formale, è un momento di confronto e di condivisione. Quindi se qualcuno vuole fare degli interventi, o li segnate in chat, che così li teniamo a mente e poi rispondo alla fine, oppure se avete commenti o contributi da dare, chiedete la parola molto volentieri. Io volevo cominciare, mi scuso con chi magari ha già visto alcune di queste diapositive, però è bene tenere un po' il filo di come si è lavorato. Proprio come dicevo all'inizio, l'idea è quella di inserire la nostra attività in un contesto più ampio. Questa è una tabella che ho preso da un lavoro che ha pubblicato il professor Bittante alcuni anni fa, che è relativo alle risorse genetiche che sono censite in Italia. DEDIS è il database Domestic Animal Diversity Information System, è un database in cui vengono tenute e monitorate le risorse genetiche legate alla zootecnia in tutti i paesi del mondo, è gestito direttamente dalla FAO e per l'Italia sono censite, vedete, circa 300 razze di varie specie. Tra le razze ovine abbiamo anche la lamone e l'alpagota. Questa analisi iniziale mi permette di dire che noi lavoriamo in un contesto dove la biodiversità è tenuta costantemente monitorata proprio per il valore che le viene dato. Se guardiamo sulle pecore, la seconda riga, quindi sheep, abbiamo 84 razze censite, ci sono diversi livelli di criticità, diciamo che not at risk è la categoria non a rischio, ci sono 33 razze, tutte le altre hanno un qualche livello di rischio, poi ci sono ovviamente 18 razze che non esistono più, che sono estinte. Le nostre due sono critical and endangered rispettivamente. Quindi hanno un livello di rischio più o meno elevato, è stato detto anche prima, quindi la lamone ha un livello di rischio più alto, l'alpagota inferiore, però questa analisi iniziale ci dice che siamo in un contesto che può essere riprodotto anche per tante altre realtà sul nostro territorio. L'altra considerazione è quella che stiamo lavorando su conservazione in situ, quindi riporto una definizione che è quella presa sempre dalla linee guida prodotte dalla FAO per la conservazione delle risorse genetiche animali. Noi qui stiamo lavorando per conservare le razze attraverso l'uso continuo da parte degli allevatori. E qui viene ribadito anche dalla FAO che perché gli schemi abbiano successo, serve apportare cambiamenti, innovazioni nella filiera, nel marketing, per consentire all'allevamento di essere sostenibile anche dal punto di vista economico. Ecco, il nostro obiettivo con il progetto era proprio quello di fare dei passi verso questo obiettivo finale. Ok, scusate la ripetizione, ma l'idea era proprio quella. Lavorare per andare in questa direzione, portare innovazione, che sia un'innovazione utile a garantire valore aggiunto, a garantire reddito per chi lavora in questo settore. Abbiamo ancora strada da fare, ma devo dire che dei risultati sono stati raggiunti. Bisogna valorizzarli, renderli sostenibili anche alla termine del progetto. E quindi poi alla fine della mia presentazione cercherò di dare degli spunti su come secondo noi si potrebbe lavorare nei prossimi passaggi. Noi abbiamo cercato di lavorare su queste due razze non soltanto da un punto di vista zootecnico, sarebbe limitativo per il partenariato che è coinvolto, ma per il ruolo che ha anche il mantenimento, la conservazione di queste razze. Qui parliamo di zootecnia montana. La zootecnia montana è un motore fondamentale per lo sviluppo rurale sostenibile delle aree montane. C'è una forte sinergia tra la presenza dell'allevamento, ma soprattutto degli allevamenti basati sul pascolo, sull'uso delle aree aperte, e lo sviluppo sia del patrimonio naturale sia del patrimonio culturale delle aree montane. La zootecnia in montagna dà diversi benefici e servizi. In primis parliamo di prodotti. Qui abbiamo delle eccellenze, abbiamo la Fea di Lamon, abbiamo l'agnello d'Alpago, altri prodotti che possono essere valorizzati di più, pensiamo alla lana ad esempio. Quindi prodotti di origine animale.
questi sono quelli che hanno un valore economico, quelli su cui abbiamo cercato di fare del marketing che porti un valore aggiunto. Però poi c'è tutta un'altra serie di funzioni che non sono pagate direttamente da parte del consumatore, ma che hanno una valenza enorme, tante volte indiretta, sul territorio. L'attività di pascolamento, di gestione corretta delle aree aperte contribuisce a conservare degli habitat che sono semi-naturali, l'ho detto tutte le altre volte in cui ci siamo incontrati. Non sono habitat naturali nel senso che non prevedono la presenza dell'uomo, sono habitat legati alla presenza storica dell'uomo sulle prealpi, sulle Dolomiti. Okay? Conservare questa tipologia di allevamenti permette anche di conservare questi habitat e la biodiversità che ad essi è collegata, che altrimenti andrebbero persi. Questo genera tutta una serie di servizi che possono essere molto pratici, pensate alla prevenzione dei rischi. Ok, questo è un servizio che ha anche un valore economico che si può quantificare, legato ai costi che servirebbero per fare lo stesso lavoro se non ci fossero gli animali, o ai costi di ripristino. Però poi ci sono delle altre sinergie che dovrebbero essere valorizzate. Parlavo prima di patrimonio naturale e culturale, il primo legame che viene in mente è quello forte con il turismo, ma anche con l'identità culturale di chi il territorio lo vive. Abbiamo diversi giovani coinvolti in questo progetto e devo dire che questo è un punto di forza. Significa portare avanti eredità culturale, legame col territorio. Anche il mantenimento del paesaggio serve per il turismo, ma serve anche per continuare a vivere bene nei territori di cui stiamo parlando. E qui c'è uno schema che ho riportato più volte, ma è un po' alla base di questo e degli altri progetti che stiamo seguendo. Noi parliamo di flussi di servizi ecosistemici. Alla base di tutto c'è il fatto che l'ecosistema montano si caratterizza per una serie di cicli naturali in cui si inserisce anche l'agricoltura, l'allevamento degli animali. Diciamo che sono tutti servizi che non si vedono ma che sono fondamentali per poter produrre. Per poter avere il foraggio con cui alimentare gli animali, per poter avere un territorio da utilizzare, da vivere, devo garantire delle funzioni che per noi sono scontate ma che possono anche essere messe a rischio se si perdono questi equilibri. Tra queste vedete riportata una che è abbastanza evidente, l'impollinazione, con le criticità legate alle api. Se viene meno il servizio di impollinazione, viene meno tutto quanto quello che riguarda il mantenimento dell'ecosistema. Ma anche ad esempio l'equilibrio nel ciclo dei nutrienti, mantenere la fertilità dei suoli, sono tutte funzioni che ci permettono poi di utilizzare al meglio l'ecosistema e vivere al meglio il territorio montano. Ecco quindi poi che il collegamento tra l'agricoltura, l'allevamento e gli ecosistemi montani produce dei servizi che hanno mercato. I servizi che hanno mercato sono i beni che riesco a produrre, a vendere, ma anche il mantenimento della biodiversità stessa, mantenere varietà genetiche, che siano razze allevate, che siano piante coltivate o che sia anche biodiversità naturale, comunque ha un valore perché sono risorse che possono essere utilizzate per dare sostenibilità al settore agricolo. Poi ci sono servizi che non hanno mercato. Queste pecore che pascolano, come dicevo prima, mantengono le aree aperte, garantiscono equilibrio nella funzione, equilibrio per la biodiversità semi-naturale che si è creata e danno un valore enorme in termini di identità culturale, attrattività turistica o prevenzione anche dei rischi. È chiaro che questo è valido finché si rispettano determinati equilibri, cioè finché le pratiche di allevamento, di agricoltura sono in equilibrio con quello che il territorio può offrire. Se viene meno questo aspetto, allora nascono degli impatti, degli aspetti negativi. Volevo così condividere con voi questa riflessione. Gli aspetti negativi ce li abbiamo in due momenti. Se l'agricoltura di montagna si evolve verso modelli produttivi che mirano a massimizzare la produzione, molto difficilmente può garantire gli equilibri con il territorio in cui è inserita
e quindi questo può avere degli effetti dannosi sull'ecosistema montano. Al tempo stesso l'abbandono, che molto spesso è legato al fatto all'impossibilità di trarre reddito, all'impossibilità di avere soddisfazione dal lavoro che si fa, è dannoso tanto più rispetto all'intensificazione, perché l'abbandono fa venir meno tutta quella serie di equilibri che si sono generati nei secoli e che hanno garantito agli ecosistemi montani di essere quelli che conosciamo oggi. Quindi questo incipit iniziale è per dire che lavoriamo per cercare di valorizzare gli equilibri che ci sono tra questi sistemi di allevamento e gli ecosistemi montani in cui sono inseriti. Non mi dilungo sulle due razze perché sono già state presentate, neanche sul partenariato perché è stato descritto in maniera articolata e ben ragionata da parte di Antonella. Sul partenariato mi fermo solo per ringraziare dal principio Antonella per il lavoro che ha fatto. Io ho seguito il progetto da quando abbiamo pensato di farlo assieme e la capacità che ha portato avanti Antonella con il centro consorzi è stata proprio quella di mettere tutte le persone a ragionare assieme da subito, coinvolgerle in tutte le parti sia della stesura sia delle attività di progetto. E questa tipologia di approccio è l'unico che può risultare vincente in realtà come queste. Parlavamo prima, il dottor Lucchetta prima accennava alla Farm to Fork Strategy. Uno dei pilastri della Farm to Fork Strategy, quindi della nuova strategia che sta alla base della politica agraria europea, è proprio quella di avere processi partecipativi di condivisione con tutti i portatori di interesse interessati. Questo è stato e continua ad essere il punto di forza di questo progetto e dei progetti che da questo potranno nascere. Gli obiettivi erano 4. Noi come DAF9 ne abbiamo seguiti 3 in maniera più diretta, sull'altro devo dire che il lavoro grande l'ha fatto il gruppo di Mattia, il punto 3, assieme ovviamente a tutto il partenariato. Quindi c'era una prima parte relativa a una gestione, uso sostenibile delle razze ovine. Okay? Quindi abbiamo lavorato su pratiche che permettano di usare al massimo le risorse genetiche disponibili. Dall'altro abbiamo cercato di identificare e valorizzare il legame tra queste razze e gli ambiti territoriali in cui sono inserite e poi abbiamo lavorato sulle potenzialità per la conversione al bio. Infine c'è la parte di marketing che vi racconterà magari meglio Mattia. Io mi soffermerò sui primi 3 per dare delle indicazioni tanto sui risultati ma poi anche sulle prospettive che possiamo trarre da questi risultati. Allora nel punto, qui vabbè ancora una ripartizione di tutte le attività che erano previste, ecco da aggiungere rispetto a quello che abbiamo visto prima, c'era anche la misura 1.2 con le azioni informative. È stata richiamata prima giustamente anche da parte di Zaccaria la necessità di continuare a fare formazione per usare al meglio gli output che questo progetto ha generato e ovviamente la disponibilità da parte nostra c'è. È fondamentale che tutto quello che è stato fatto venga effettivamente condiviso, venga effettivamente utilizzato e che venga nel tempo migliorato assieme a seconda delle esigenze che nasceranno o che sono già nate in questo periodo per migliorare gli strumenti che abbiamo messo a punto. E questo è stato fatto anche per il biologico, c'è stato anche l'intervento di diversi professionisti, tra cui il dottor Volanti, enti di certificazione, che ci hanno accompagnato un po' nei ragionamenti che abbiamo fatto per la certificazione al bio. Vi richiamo un po' quello che era previsto. Nel VP1, primo pacchetto di lavoro, era previsto di elaborare un software e un applicativo per smartphone per permettere di condividere le informazioni, per permettere anche di favorire un uso quanto mai efficiente delle risorse genetiche. E lì avevamo come obiettivo quello di produrre un'app per lo smartphone e di coinvolgere almeno, dicevamo, 30 schede di valutazione. Questo era quello che era scritto. Abbiamo superato questi risultati e vi faccio vedere un po' sia l'approccio metodologico sia i risultati che abbiamo raggiunto. Abbiamo contattato 3
39 aziende nella parte relativa allo sviluppo dell'applicativo. Adesso mi diceva Diego Guidotti di Aedit che sono 50 ad oggi le aziende iscritte e che stanno utilizzando questo applicativo. Quindi diciamo che lo sviluppo c'è stato e lo strumento esiste ed è conosciuto. Bisogna dare sostenibilità al suo utilizzo. Diciamo che siamo partiti da dati esistenti, quindi grazie alla collaborazione di ARAV, dei servizi veterinari, grazie alla collaborazione di Avepa. Mi fa piacere che Avepa sia collegata perché uno dei primi step che abbiamo fatto è stato quello di incontrare Avepa, capire se erano disponibili i fascicoli aziendali georeferenziati. Grazie alla disponibilità degli allevatori che ci hanno dato liberatoria, i fascicoli aziendali sono stati analizzati, implementati nell'applicativo per valutare anche il grado di legame che hanno queste aziende con il territorio. Poi è stato fatto un questionario che ha riguardato diversi aspetti, non soltanto legati all'allevamento, ma anche all'esperienza diretta da parte degli allevatori. E qui devo dire, un plauso va a Aedit, che non è stato soltanto un ente che ha svolto un servizio per noi, ma che si è sentito partner attivo di progetto, nonostante avesse una commissione ben precisa, e che ha fatto anche sempre molto di più rispetto a quelli che erano gli incarichi che avevamo concordato con grande passione e ci ha aiutato, diciamo, a fare dei progressi da questo punto di vista. Noi in totale abbiamo un buon patrimonio dentro qui, perché vedete che abbiamo 21 aziende qua al Pagota che hanno 1906 capi di razza alpagota e 18 aziende di Lamon che hanno 337 capi di Lamon. Di fatto per Lamon abbiamo quasi tutto. Per Alpagota abbiamo una buona percentuale di capi allevati. Ecco, per dare solidità anche da un punto di vista di dati genetici all'applicativo, abbiamo ritenuto come da FNAE di prelevare campioni di sangue sugli arieti. Abbiamo campionato 81 arieti, 41 Lamon, 40 alpagoti, su cui abbiamo fatto un'analisi genomica. Abbiamo usato un pool di 39.000 SNP, vabbè, una metodologia avanzata che comunque è una tra le più avanzate per poter avere delle valutazioni sul livello di parentela, di consanguinità degli animali e quindi per poter orientare al meglio le scelte. È chiaro che questa tipologia di analisi non può essere fatta di routine, non è pensabile che noi ogni anno ci mettiamo a fare questo tipo di indagine perché comporta dei costi, è laboriosa, ha dei tempi. Però periodicamente potrebbe essere una buona cosa quella di rivedere il livello di consanguinità tra gli animali usando questa tipologia di approccio. Da questa analisi abbiamo ottenuto una serie di dati. Io uso sempre questo albero perché è facile da capire, ce ne sono poi altre immagini se volete che abbiamo prodotto. Diciamo che da queste immagini vediamo le distanze che ci sono tra gli individui campionati. Noi abbiamo sull'asse delle ascisse, sull'asse orizzontale delle X, un codice che identifica gli animali. Diciamo che la parte arancione indica la razza Lamon, la parte verde indica la razza alpagota. Più è alta la barra verticale, più sono distanti geneticamente gli individui campionati. Ecco, emerge una netta distinzione tra Lamon ed alpagota, indice del fatto che sono due razze ben distinte che non hanno contaminazione, se vogliamo usare questo termine, e poi tra i singoli individui il livello di vicinanza genetica, il livello di consanguinità è più o meno rilevante a seconda di quanto sono distanti sull'asse anche delle X. Se potete vedere ci sono gruppi più o meno vicini tra di loro. Come abbiamo usato questi dati? Li abbiamo forniti allo sviluppatore dell'applicativo con l'intento di dire cerchiamo di aiutare gli allevatori a usare quanto più possibile gli animali che sono più distanti tra di loro su questo grafico. Quindi all'interno degli stessi greggi cerchiamo di evitare da un lato di usare sempre gli stessi riproduttori
e dall'altro magari di andare a usare animali che sono tra i più vicini in questo grafico. Ok? E partendo da questo è stato sviluppato l'applicativo. Questa è una diapositiva che ho preso da Edit, un applicativo che è disponibile anche sullo store di Google, che è disponibile sul nostro sito, che è stato installato da diversi allevatori e che ha diverse funzioni. Quei dati che abbiamo visto sulla vicinanza genetica sicuramente sono utili per avere una scheda degli arieti in cui si va a valutare la compatibilità, cioè quanto quell'ariete sia più o meno adatto come riproduttore per il mio gregge. Tanto più è distante dalla genetica del mio gregge, tanto più è opportuno poterlo usare come riproduttore da me. E quindi con schermate semplici come questa ci sono queste informazioni che possono essere disponibili. Cosa bisogna fare perché questo adesso continui a funzionare? Bisogna tenere traccia degli accoppiamenti, delle riproduzioni che avvengono in azienda. Bisogna dare sostenibilità all'uso dell'applicativo e quindi concordo con Zaccaria che bisogna continuare a seguire le aziende perché siano in grado di usare al meglio questo strumento. Credo che il partenariato che abbiamo sviluppato sia solido, gli attori coinvolti siano tutti in grado di dare il loro contributo, quindi se dopo alla fine vogliamo discuterne, secondo me è importante adesso dare continuità a questa azione. Sulla seconda parte invece, che è relativa alla tracciabilità, qui avevamo previsto di fare degli incontri ne abbiamo fatti tanti, poi devo dire che la modalità che ci ha obbligato a stare a distanza ha fatto sì che con gli strumenti così tecnologici come quello che stiamo usando oggi, gli incontri siano anche aumentati poi come frequenza, quelli a livello generale. Abbiamo sviluppato un database georeferenziato sulle aziende coinvolte e i dati ambientali sono stati poi implementati e testati, nell'applicativo e testati con le singole aziende. Con l'indagine aziendale, noi in queste 39 aziende che abbiamo coinvolto, abbiamo raccolto un po' di dati. Ve ne riporto soltanto alcuni che possono essere interessanti. Prima di tutto, sulla colonna per la razza alpagota, ad esempio, le aziende contattate hanno una dimensione media di 14,6 uva per azienda di razza alpagota. 6 pecore fanno un'uva, quindi quella dimensione media qui risente di una variabilità molto ampia, perché c'è chi ha pochi capi e c'è chi ha qualche centinaio di capi. Okay? Però emerge subito che con la razza Lamont la dimensione media è molto più bassa. L'altra cosa da evidenziare è che chi alleva pecore di razza alpagota ha il gregge o comunque l'azienda che è spesso interamente composta da alpagote o in alcuni casi anche da altri capi, ma prevalgono le alpagote. Chi alleva Lamont ha anche altre specie o se ha pecore anche di altre razze e il gregge di Lamont è mediamente piccolo. Questo deve essere considerato nelle impostazioni che si danno nelle due realtà. Sono entrambe tipologie di aziende inserite in contesti di montagna perché la quota media è attorno ai 700 metri e gestiscono prati e pascoli. Ho messo il dato totale di quanta superficie gestiscono perché solo queste aziende assieme gestiscono 757 ettari di aree aperte, che non è poco come funzione ambientale. Da un lato questo forte rapporto con i prati e i pascoli fa sì che siano aziende altamente autosufficienti. Se noi vogliamo testare la possibilità di convertire le aziende al regime biologico, l'autosufficienza aziendale è un criterio fondamentale. Qui i margini per convertirsi al biologico ci sono tutti, perché sono aziende che usano prati e pascoli in zone montane, sono tutte superfici che ricadono nell'agroambiente, nella condizionalità, per cui possono essere anche riconosciute a posteriori, come nella conversione al biologico. Sono tutte superfici che non vedono l'uso di fertilizzanti o di pratiche che non siano conformi con il biologico e sono tutte aziende che sono praticamente del tutto autosufficienti per la parte foraggera. Come media, vedete, siamo su una media dell'87%.
sono realtà molto frammentate. Qui siamo in montagna e quindi abbiamo a che fare con realtà molto frammentate. Qui la superficie media gestita per ogni particella è molto piccola, le particelle sono mediamente di 2-3 mila metri quadri, ci sono particelle molto più grandi, per carità, però mediamente si ha a che fare con territori frammentati. Questa è una foto dell'Alpago, con il lago in basso e con tutto il versante che si alza sulla parte destra. Queste sono le particelle gestite da Sebastiano Fullin, che vedete queste sono frammentate su un territorio molto ampio con un dislivello notevole. Alcune sono in zone accessibili, altre sono in zone veramente difficili da accedere, penso a quelle che sono da questa parte qui, sono di difficile accesso e sono le ultime aree aperte in territori soggetti a forte rimboschimento. La funzione che ha il mantenimento di queste particelle, oltre ad essere produttiva per alimentare gli animali, è una funzione fondamentale per mantenere il presidio del territorio, per non avere quel rinselvatichimento che non è habitat naturale, piacevole, in cui è piacevole vivere, è proprio perdita del territorio montano. Enrico, scusami, posso interromperti? Sì. Anzi, grazie, vai. Perché volevo portarvi proprio qui oggi. Oh, grazie Sebastiano. Dove hai detto te, ok, quello che parla Enrico è proprio questo. Dove ci sono le pecore, la situazione è gestita, anche se la particella è piccola, e dove non c'è, la situazione è questa. Ok? Quindi quello che dice Enrico è vero. Noi ci mettiamo il cuore per fare questo lavoro, però soprattutto in queste zone non è proprio facile accedervi. Quindi al di là di tutto, questa è la zona di Buscole e qui una volta si vedeva il lago, ma è in quella direzione là che adesso non si vede più, purtroppo. E approfitto, scusami Enrico, di ringraziare tutti, così poi vado da un altro gruppo di pecore perché devo lavorare. E quindi ringrazio veramente tutti della disponibilità, della professionalità, dal primo all'ultimo. E niente, grazie mille ancora. Questo è quello che diceva Enrico, non so se vedete la stalla lì in fondo. Sì. Quello diciamo è un lotto piccolo, precedentemente visto in rosso. La prospettiva dice tutto. Quello è l'unico prato ancora disponibile. Attorno abbiamo questo. Ok? Quindi ormai l'avanzamento del bosco è difficile gestirlo, ma grazie a loro riusciamo a farlo. E niente, adesso devo proprio andare. Grazie Sebastiano, guarda che se ci mettevamo d'accordo non veniva così bene, grazie. Lo so, grande, grazie mille, sul serio. E ho voluto proprio, spero sia stata una sorpresa gradita. Senz'altro, ti ringrazio. Grazie Vedete mille. che gli strumenti telematici ci permettono di fare cose che in presenza non avremmo fatto, dai. Esatto, anche per farvi vedere anche le altre tipologie di ufficio che esistono in questo progetto. Sì. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a te Sebastiano, buon lavoro. Ciao. Vedo tra l'altro che sta meglio, visto che è tornato a lavorare, quindi questo mi fa piacere. Allora, vedete quindi che questa funzione ha un valore notevole come servizio e comporta però una mole di lavoro in più per gli operatori per poter gestire questa tipologia di superficie. E lo stesso c'è anche nell'altra area e quindi per dire qui siamo a Lamon, sul territorio di Lamon vedete così se guardiamo un range altitudinale anche in questo caso che dal comune di Lamon si sposta verso il Monte Copolo,
Anche qui abbiamo tutta una serie di parcelle, quelle segnate in rosso, che sono gestite. Alcune magari già a fondo valle, vedete, sono più ordinate, hanno più a che fare con una gestione a cui siamo abituati, tradizionale dell'agricoltura. Altre sono proprio parcelle in mezzo al bosco, difficili da raggiungere. Qui c'è un dettaglio dove vedete, questa è l'azienda di Job, che è un nostro partner, che ringrazio, che ha parlato prima, ha sempre partecipato a tutti i nostri incontri, nonostante i numerosi impegni che anche lui da assolvere. E vedete che anche in questo caso le parcelle da gestire hanno un livello di frammentazione, un livello di pendenza, un livello di difficoltà di accessibilità che rendono difficile il lavoro, ma ripeto, è fondamentale che continuino ad essere gestite. Si può fare con questa tipologia di animali? Ruggero, volevi intervenire visto che ti ho chiamato in causa? Ok, vado avanti. Vado avanti. Non riuscivo, scusi, non riuscivo a trovare, a uscire dalla schermata che stavo osservando per disattivare, per attivare l'audio. Tranquillo. Cosa ci dici te sul tuo di lavoro proprio sulla gestione di queste particelle, Ruggero? Sì, le particelle, posso descrivere così brevemente. Allora io, la zona pianeggiante che vedete, sono tutte strisce. Ovviamente io di proprietà ho solo una piccola parte, ho un ettaro solo. Tutto il resto è in contratto d'affitto, comodato d'uso comunque. Quello che posso dire è che la parte più grande che vedete su in alto dello schermo, in rosso, è pascolo praticamente. Era tutto abbandonato, è tutto in pendenza e sono circa 4 ettari. E quella parte lì era abbandonata da 25 anni, ho cercato il proprietario e dal 2006, insomma, sono rimasti contenti e ho rivalutato tutto quel terreno, tagliando, comunque estirpando rovi e quant'altro, e poi col pascolo progressivo anno su anno mi sono allargato fino ad arrivare, insomma, non alla superficie completa di quando una volta era tutto pulito, ma buona parte, insomma. E quella è una zona interessante perché comunque, essendo tutto una pendenza, è una zona di interesse idrogeologico, voglio dire. Sono zone che, se vengono mantenute a prato, riescono a far fluire anche acqua, eccetera. Altrimenti sarebbe stato un rimboschimento selvaggio e con l'andare degli anni, insomma, fosse anche venuto un bosco d'alto fusto, ma non sarebbe stato l'ideale vista la pendenza, quindi avrebbe creato smottamenti e quant'altro. Penso io, comunque dal basso della mia capacità. Però veramente quello lì è una zona che dedico a pascolo. La particella appena sopra di quella grande lì, faccio 2 sfalci, lì siamo a quota 1100 metri circa. Lì faccio fieno di montagna comunque. Mentre tutto quello che vedete nella zona centrale sotto non è molto, ma insomma io lì eseguo gli sfalci, primo, secondo taglio, e se riesco a fare anche il terzo. E quelle sono invece zone, mentre la zona di pianura qui sarebbe dedicata comunque alla coltivazione del fagiolo, va bene nel nostro caso, però sono oramai prati stabili che i proprietari, essendo appunto che si è in contratto d'affitto, il proprietario dedica, insomma vuole che sia così, è dedicato allo sfalcio, insomma. Sì, più che altro sono le difficoltà che posso dire è che, essendo appunto in montagna così, dalle volte sono più i tempi che si percorrono sulle strade per raggiungere le varie particelle che
che non quello del lavoro effettivo. Tutto però sommato alle altre aziende che lavorano nel territorio, eccetera, contribuiscono a quello che è il mantenimento, insomma, di questi territori. Io, per quello che Grazie riguarda... Ruggero. Com'è? Grazie Ruggero. Scusa, mi sono dilungato. No, anche perché ci sei sempre, grazie anche per quello, perché immagino insomma che ne abbiate sempre da seguire, siete sempre stati presenti, quindi Sì, grazie. Grazie mille a voi. Ecco, tutte queste informazioni poi vanno valorizzate. In che modo si possono valorizzare? Beh, da un lato sicuramente qui c'è la parte legata anche ai pagamenti per i servizi agroambientali. Qui una parte importante del reddito di queste aziende è legata anche ai pagamenti legati proprio alle misure per l'agroambiente. Però diciamo che la funzione ecosistemica viene evidenziata da questo punto di vista. Dall'altro si possono valorizzare anche presso il consumatore, ma anche presso semplicemente il turista, chi frequenta i territori. È stato sviluppato per questo motivo un applicativo, per l'applicativo, scusate, un QR code, che mette in evidenza il legame col territorio, andando su alcune delle caratteristiche che vedete qui riportate, e l'idea è quella poi dentro l'applicativo di avere una serie di informazioni che vadano incontro a quello storytelling che è particolarmente apprezzato. Su questo devo dire continueremo a lavorarci con il marketing, ma anche dentro il progetto Ship Up, che è la prosecuzione. E poi si parlava di biologico. Per il biologico noi dovevamo fare due cose: coinvolgere almeno 10 allevamenti in un'indagine rivolta a valutare l'intenzione di fare conversione al biologico e produrre una SWOT analysis. Allora, noi abbiamo fatto prima la SWOT analysis e poi abbiamo fatto dei ragionamenti. Vado via veloce su questo, però questa tabellina che vediamo è frutto delle indagini aziendali fatte su tutte le aziende coinvolte, è frutto di incontri con organismi di certificazione, con gli uffici della Regione Veneto, incontri con i partner di progetto, con gli allevatori potenzialmente interessati e un'analisi di contesto generale anche della normativa, del quadro economico legato al biologico. Emergono sia fattori positivi che fattori negativi. Qui sono riportati in 4 comparti di questa tabella, dove in alto a sinistra ci sono i fattori interni positivi, in alto a destra ci sono i fattori interni negativi, che sono i punti di debolezza, in basso a sinistra ci sono i fattori esterni positivi, che sono le opportunità, e in basso a destra ci sono i fattori esterni negativi, che sono le criticità. Tra i punti di forza, qui era più interessata direttamente la Fardima, quindi abbiamo lavorato particolarmente sull'area dell'Alpago. È chiaro che tutto questo può essere trasferito con gli opportuni adattamenti anche al Feltrino, al contesto di Lamon, dove anche lì c'è interessamento per la conversione al biologico, soprattutto anche a livello collettivo, a livello di area. Qui abbiamo un allevamento che come caratteristiche gestionali è un biologico di fatto, anche se non è certificato. Quindi la conversione non comporterebbe particolari stravolgimenti alle modalità di allevamento. Le razze sono adatte. Per quanto riguarda l'Alpagota c'è anche il presidio Slow Food con un suo disciplinare, come diceva prima giustamente Zaccaria. Altri aspetti positivi esterni: il mercato biologico in crescita, ci deve essere interesse da parte dei ristoratori locali ed è quello su cui stiamo lavorando in prima battuta, ma anche c'è una forma di turismo sempre più attento a queste esperienze, a questi aspetti, per cui si può sfruttare questa sinergia. Andiamo alle criticità, quelle che devono essere affrontate. Internamente, qui abbiamo allevamenti piccoli, gli imprenditori agricoli sono pochi, il costo in termini di spesa economica ma anche di impegno, di aggiornamento è notevole per certificarsi al bio. Bisogna trovare delle forme che facilitino la semplificazione e che invoglino anche i più piccoli a seguire questo percorso.
Poi c'è il problema dei predatori. Il problema dei predatori non è solo legato al biologico, viene evidenziato in questo caso, è un problema di per sé. Viene evidenziato in questo caso per il biologico perché se ho un piccolo gregge, devo fare delle pratiche in più per convertirmi al bio, devo anche tener conto che in questo momento stanno lavorando molto di più gli allevatori per far fronte al rischio delle predazioni. Quindi sia investimenti, come lo segnalava Zaccaria nella chat, sia gli investimenti economici per acquisire le recinzioni e gli strumenti necessari a prevenire le predazioni, sia il fatto di dover essere sempre presenti e continuamente spostare i recinti, sono uno sforzo enorme che soltanto chi lo deve sostenere tutti i giorni lo capisce appieno e che va tenuto in considerazione non solo per la certificazione al bio ma per la continuità di queste attività. Come diceva Zaccaria prima, il contesto relativo alle predazioni, al rapporto tra ritorno alla natura di queste aree e i problemi di chi continua a fare allevamento in queste aree deve far fronte, dovrebbe essere oggetto di una riflessione ad hoc, di una serie di azioni specifiche. E sicuramente noi ne teniamo conto in tutte le attività dei vari progetti. Altre cose che sono considerate come fattori interni negativi sono quelli legati alla difficoltà di gestire il laboratorio carni. Qui abbiamo numeri piccoli e gli adempimenti sono gli stessi come se fosse una filiera fortemente strutturata. E poi c'è la parte relativa alla gestione dell'anagrafe, alla tracciabilità. In questo l'applicativo ci può venire incontro e devo dire potrà essere oggetto di una riflessione su come proseguire su questa strada. Aspetti esterni generali, la montagna viene abbandonata, non è più quella di una volta, hanno chiuso i piccoli macelli, hanno chiuso le piccole realtà produttive, veramente difficile chiudere la filiera. Il territorio è frammentato, è difficile da gestire, il ritorno dei predatori rende difficile mantenere queste attività e poi c'è da dire che il settore ovino rispetto al contesto produttivo del Veneto è un settore marginale e questo lo è in generale al di là del biologico. Quindi ci sono delle criticità, sono criticità che possono essere affrontate, la volontà da parte degli allevatori c'è e devo dire che c'è anche interesse da parte del mercato, ci sono delle buone prospettive, è necessario da questo punto di vista agire in maniera abbastanza veloce e efficace. Tutto questo è collegato poi al marketing. Sul marketing ha lavorato in maniera molto alacre ed efficace, devo dire, il punto 3, ha coinvolto tutti gli operatori in una comunità redazionale diffusa. Lascio poi spazio a Mattia se vuole aggiungere degli elementi su questo e vado a concludere velocemente la mia presentazione con le conclusioni che possiamo trarre da questa esperienza. Qui è emerso che il fatto di mettere in rete gli allevatori, il fatto di dare degli strumenti a supporto per la gestione dei riproduttori può essere di aiuto sicuramente per ridurre il rischio di consanguinità e per gestire al meglio le risorse genetiche. Qui non siamo in un contesto, che ne so, come la Sardegna o la Toscana con cui ci stiamo confrontando, ad esempio, in cui magari abbiamo anche dei libri genealogici, degli schemi di selezione, di accoppiamento, aspetti di quel tipo. Qua siamo numeri piccoli, si va sul registro anagrafico, si va su tenere traccia degli accoppiamenti, dell'uso dei riproduttori. Servono strumenti che siano idonei alla gestione della biodiversità in questo contesto. Il legame tra le razze ovine locali e il territorio è il vero punto di forza di queste realtà e quindi va valorizzato sia attraverso i pagamenti, i contributi, sia attraverso un marketing territoriale che sia efficace e la conversione al biologico potrebbe essere utile da questo punto di vista. Gli allevatori hanno un ruolo centrale, io li ringrazio perché hanno sempre dimostrato di aver colto il fatto di essere al centro di questo progetto, aver sempre contribuito anche quando magari avevano tante altre incombenze a cui badare. È fondamentale però il coinvolgimento di tutti gli altri attori che possono essere potenzialmente interessati da questa filiera, non soltanto nell'agroalimentare, ma anche per lo sviluppo del territorio con il turismo o con altre attività. I prossimi passi, l'applicativo c'è,
può essere implementato, lo vogliamo fare all'interno di ShipUp coinvolgendo anche Brogna e Fozza. Ecco che diventerebbe uno strumento veramente votato a servire tutte quelle attività di conservazione delle razze ovine venete. Per il marketing territoriale abbiamo il progetto ShipUp, ci possiamo lavorare e per altro po' di tempo in maniera efficace, mettendo a frutto anche l'esperienza di ShipAllChain. Per la conversione al biologico l'interesse c'è, abbiamo già fatto degli incontri, la Regione ha messo a bando dei percorsi di consulenza. Devo dire che questa è un'opportunità che si può cogliere a breve, almeno per le aziende che sono più strutturate, che sono in grado di aderire da subito a queste consulenze per la conversione al biologico. Lo step successivo potrebbe essere quello di utilizzare le opportunità offerte dalla nuova normativa sul bio, dal regolamento del 2018, che entrerà in vigore il 1° gennaio del 2022 e che rende possibile la certificazione collettiva, che potrebbe essere un ottimo volano per coinvolgere anche i piccoli allevatori, quelli che veramente lo fanno come hobby, come attività part-time. Un'altra opportunità di cui abbiamo discusso con la Regione è quella di cominciare a lavorare a costruire delle comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Sono delle realtà territoriali che possono coinvolgere vari attori, non soltanto gli agricoltori, ma anche gli artigiani, le istituzioni locali, i ristoratori in primis, gli istituti scolastici. Quindi vedete che opportunità sul tavolo ce ne sono tutte iniziative che potrebbero dare sostenibilità a quanto abbiamo sviluppato in questi anni. Io faccio un ringraziamento interno, che è quello legato al gruppo di lavoro. Ho parlato io oggi, ma vedete che l'università ha collaborato con vari attori. Il dottor Orsi, medico veterinario, che adesso sta lavorando con soddisfazione, mi dice, in Corsica, ha seguito il progetto con un assegno di ricerca dedicato e ha conosciuto tutti gli allevatori. Il professor Giovanni Bitante, che ho visto essere presente, ha portato il suo patrimonio di esperienze e di competenze in questo settore e lo ringrazio sempre per i confronti, per il contributo che ha dato a questa attività. Il professor Luigi Gallo, che ha seguito in particolare la parte sul biologico assieme alla professoressa Gatto del TESAF, con cui lavoriamo anche sul progetto ShipUp, e il professor Ramanzin, che si scusa per non esserci oggi, è in convalescenza, ma ha contribuito un po' a tutte le parti, soprattutto per la parte di legame con il territorio, che è un settore su cui ha sempre lavorato, ha sempre aperto nuove strade su questa tipologia di attività. Il ringraziamento va ovviamente a tutta quella parte oscura che non c'è nei nomi, ma che ha dato un contributo pratico, che sono i nostri studenti che hanno svolto tesi o tirocinio su questo, i dottorandi o anche i tecnici. E poi a chiusura, mi era partita la slide che era andata qua, il ringraziamento va al GAL che ha creduto in questa iniziativa e che l'ha sostenuta, e a tutti i partner con cui siamo cresciuti assieme in questi 2 anni. Devo dire che il patrimonio più prezioso che abbiamo acquisito è proprio il partenariato. Possiamo adesso veramente mettere a frutto l'esperienza di ShipAllChain nei passi successivi. La disponibilità da parte nostra c'è, mi pare che ci sia anche da parte degli allevatori, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. Se ci sono domande o interventi, o se Giovanni vuol dire qualcosa tu a completamento, molto volentieri. Giovanni, vuoi fare un intervento? No, volevo solamente... Hai detto tutto perfettamente, Enrico, quindi grazie. Volevo ringraziarti di tutto il lavoro che hai fatto in questo periodo veramente notevole, quindi è stato anche un piacere per quel poco che posso averti dato una mano nel portare avanti questo progetto. Volevo salutare tutti, a partire dagli allevatori, ma anche da tutti i rappresentanti degli enti coinvolti, perché credo sia proprio un esempio di un progetto che è riuscito con il partenariato attivo a mettere assieme tutti questi collegamenti, no? E questo non lo si vede. Si è interrotto un attimo il collegamento, Giovanni. Progetto, veramente i miei complimenti, i miei ringraziamenti, i miei...
Grazie Giovanni. È chiaro che se in chiusura andiamo a Pedavena ad assaggiare la battuta di pecora, abbiamo modo di ringraziarci anche direttamente, spero sia possibile. Dai. Grazie. Buongiorno a Prego. tutti. Sono Federica Fant del Gazzettino. Buongiorno, volevo approfittare di questo incontro per porre una domanda in particolare al professor Sturaro, raccogliendo la preoccupazione che ha manifestato il signor Zaccaria Tona, ovvero il rischio anche per queste due specie ovine rappresentato dai predatori. Grazie. In particolare il lupo. La ringrazio per la domanda. Noi stiamo lavorando su queste tematiche. Devo dire che adesso non parlo come partenariato Scipolchain, parlo come università. Adesso non c'è il professor Amanzin che ha seguito più direttamente questa tipologia di iniziative. Devo dire che l'università collabora con la Regione Veneto su quelle iniziative legate a favorire l'uso di mezzi di prevenzione che consentano di mitigare il rischio di predazioni e quindi aiuti sia da un punto di vista finanziario ma anche gestionale che devono essere necessariamente messi in campo per far fronte a questa criticità. Sulle razze locali, se posso dire una cosa in più, è quella legata al fatto che il valore che hanno queste razze non è soltanto quello economico e quindi di recupero della perdita legata alla predazione. Abbiamo capito che c'è un valore legato a un patrimonio genetico ma anche culturale che è difficile da recuperare in poco tempo. Qui c'è il lavoro di tanti anni e quindi anche gli interventi su queste razze devono essere particolarmente mirati. Noi adesso stiamo lavorando una proposta progettuale con il comune di Lamon che è proprio sulla gestione della zona del Monte Copolo. È un'area che non è più monticata. Uno dei problemi che ha quell'area è proprio il rischio anche di essere difficile da difendere, per cui con le istituzioni si sta facendo rete su questo. Il problema del ritorno dei predatori cambia completamente il modo di andare in montagna, il modo di gestire gli animali. È chiaro che questo problema deve essere affrontato mettendo in campo da un lato le risorse necessarie per aiutare chi comunque deve rimanere sul territorio e deve lavorare in questo senso, dall'altro anche per fornire le competenze. L'università, come gli altri partner tecnici, danno sempre disponibilità in questo senso, è un problema a cui si dovrà far fronte sempre nei prossimi anni, perché come ho detto prima, la montagna non è più quella di una volta, il presidio del territorio c'è meno, i predatori, così come l'altra fauna selvatica, trovano un habitat loro favorevole, un ambiente favorevole, ed è un fenomeno a cui si deve far fronte con quegli interventi che dicevo prima. Quindi servono risorse, sia economiche sia di accompagnamento a chi sul territorio continua a lavorarci e continua a viverci. Questo partenariato è un ottimo strumento per affrontare la tematica. Io credo che il partenariato che è coinvolto oggi potrebbe essere benissimo un partenariato con cui condividere una strategia per affrontare queste criticità anche a livello istituzionale. Non so se Antonella vuoi aggiungere qualcosa anche tu come coordinatrice del progetto. Allora, eccomi qua. Allora, il tema della predazione del lupo è stato un tema che ci sta molto a cuore ed è sempre stato presente in tutti gli incontri che abbiamo fatto, nel senso che ovviamente è un tema di grande preoccupazione per gli allevatori e quindi inevitabilmente in ogni momento di confronto e di incontro anche con gli organi istituzionali, anche con la regione, perché abbiamo fatto anche degli incontri molto interessanti con la direzione agroalimentare, insomma con gli uffici della direzione. È un tema che è sempre stato messo in evidenza e portato sempre all'attenzione. Il discorso è questo, che effettivamente in questi anni si è lavorato tanto per salvaguardare la biodiversità, per recuperarla, e adesso questa situazione rischia ovviamente di mettere in crisi tutto il lavoro che è stato fatto e di rendere veramente complicata la vita di questi allevatori, perché come hai fatto vedere tu prima, Enrico, il tipo di gestione è già molto impegnativa, perché è una gestione di piccoli greggi dislocati territorialmente.
e ovviamente presidiarli diventa un problema oggettivo, reale di tutti i giorni. Per cui quello che sempre abbiamo fatto anche come gruppo è sempre stato quello di essere coesi nel richiedere, diciamo, agli organi competenti, a chi comunque sta, diciamo, si sta attivando a livello istituzionale per cercare di dare risposta a questo problema, di mettere in luce quelle che sono le caratteristiche di questi allevamenti, della necessità di ragionare in modo mirato, proprio tenendo conto di quelle che sono le esigenze e i fabbisogni degli allevatori, quindi anche con modalità di intervento il più possibile specifiche e dedicate. Il progetto, come è stato più volte detto, non aveva questo obiettivo di risolvere questa problematica, però ha messo in rete gli allevatori, ha messo in rete allevatori ed organi istituzionali, e questo ha fatto sì che i punti di vista degli allevatori, i veri punti di vista degli allevatori, le loro necessità quotidiane, potessero essere messe sul tavolo a confronto con delle soluzioni tecniche, delle possibili soluzioni tecniche. Quindi non è certo il progetto che può risolvere o ha potuto risolvere queste questioni, ma sicuramente ha creato un tavolo quantomeno di confronto che speriamo al più presto possa portare dei risultati che soddisfino anche le aspettative e le esigenze degli allevatori e rispettino anche il loro lavoro di tutti questi anni, il fatto di averci sempre creduto comunque a prescindere, e quindi meritano sicuramente ascolto e soprattutto considerazione e la ricerca di soluzioni che li vedano convinti e soddisfatti. Ecco. Grazie. Sì, ecco, il punto importante della presentazione, per quanto così la mia opinione, sono proprio i prossimi step di come vogliamo andare avanti. Probabilmente in un convegno conclusivo non è quello l'argomento principale. C'è da dire che i progetti di ricerca si pongono degli obiettivi, nascono e finiscono. In questo caso non è un progetto di ricerca, è un progetto di cooperazione. Deve dare delle risposte al territorio. Io sono fiducioso che il partenariato sia la miglior base possibile per dare sostenibilità ai risultati che abbiamo raggiunto e per continuare ad andare avanti. Vi ha detto bene Zaccaria prima, siamo arrivati, vero Zaccaria, se fa 30 bisogna fare 31? E quindi noi non vogliamo dire abbiamo fatto 30, va bene, siamo stati bravi, e poi No. con 30 viene perso. Bisogna andare avanti. E la strada c'è, perché la strada è quella di arrivare a dei contratti commerciali che riconoscano il valore di questi animali, a delle certificazioni che salvaguardino la tracciabilità del legame col territorio, a coinvolgere più persone possibile in questa tipologia di realtà, perché servono anche i numeri. Parlavamo di Alpagota, parlavamo di Lamon. Sono due situazioni diverse. A Lamon sicuramente servono i numeri per avere una filiera. Serve conservare queste razze. Quindi sono tutte realtà che noi abbiamo ben presenti e su cui vogliamo continuare a lavorare con l'ausilio di tutti i partner che sono stati coinvolti. Basta, non aggiungo altro. Confermo quello che hai detto Enrico e concordo. Ecco, noi Enrico adesso avremmo con Mattia, siccome il dottor Diego Guidotti oggi non ha potuto essere presente, saluta tutti, gli dispiace naturalmente, ed è stata una figura molto importante, ovviamente si è sempre interfacciata con gli allevatori con massima disponibilità. Diciamo, poiché l'AP rappresenta un po' il cuore della progettualità, noi abbiamo estrapolato diciamo da una sua precedente presentazione la parte in cui proprio spiega le funzioni dell'app. Se ritieni che se vuoi fare una piccola introduzione e poi lo facciamo partire, dimmi tu anche Enrico cosa ne pensi, insomma, visto che sono le 12:32. Fa partire perché sennò andiamo troppo lunghi. La facciamo vedere? Sì, fai vedere che tanto l'applicativo, diciamo, penso che quasi tutti i presenti la conoscano. È uno strumento che come prima idea nasce con l'idea di aiutare la scelta dei riproduttori.
Poi è stato costruito assieme a chi l'ha utilizzato ed è andato oltre. L'idea è quella di avere uno strumento che metta in rete le persone interessate all'allevamento di queste razze per tutte le funzioni che possano essere associate a questo tipo di realtà. Ecco, anche questo è collegato all'idea di Farm to Fork Strategy, perché andiamo a portare innovazione e digitalizzazione in un settore tradizionale come quello dell'allevamento delle pecore di razza autoctona. Mi dai lo spunto per questo, Antonella? È una cosa che dico agli studenti. Non è che un sistema tradizionale legato al territorio debba essere per forza un sistema fatto come una volta. Gli strumenti per lavorare, per vivere meglio, ci sono, devono essere messi a disposizione degli allevatori. Poi il legame col territorio è quello che deve rimanere come forte sistema tradizionale. Quindi possiamo far partire il video, poi se ci sono domande, per quanto di mia competenza, provo a rispondere. Il video avviso già che per quanto Mattia aveva cercato di ridurlo al minimo, dura mezz'ora. Esatto, quindi in caso, non so se siete d'accordo, eventualmente lo stopperemo dopo un quarto d'ora, 20 minuti, così da conservarci. Fa vedere la prima parte, Mattia, il primo quarto d'ora è interessante, sì. Esatto, anche secondo me bastano i primi 10 minuti, un quarto d'ora, anche perché poi Mattia ci aggiorni sulle attività di marketing che sono state realizzate, che sono state molto interessanti, per cui avevo piacere insomma che l'ultima parte la concludessi tu. Procedo quindi alla via del video. Sì, prego. Ditemi voi quando stopparlo, ecco, poi. Ok. Quello che è stato fatto duro. Allora, io sono Diego Guidotti, sono come scuola, sono un perito agrario, poi sono laureato in agraria, però mi sono sempre occupato di strumenti informatici, quindi sono come si dice, poi come scrivo, in zootecnia proprio non ero bravo e quindi non sono molto esperto, diciamo, dell'argomento specifico, però vengo da un background agronomico, quindi conosco, diciamo, il grosso, e più o meno il lavoro mio è sempre stato un po' quello di fare da traduttore tra gli agronomi, le aziende, chi lavora, diciamo, nel settore specifico, e poi gli sviluppatori, gli esperti di parte informatica, quindi ho un po' questi due cappelli. Ho fatto un dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa come specializzazione soprattutto l'aspetto della difesa fitosanitaria, però diciamo negli ultimi anni questa esperienza nel settore della zootecnia è stato molto interessante e magari non tutti lo sanno, ma questo qui è un progetto, c'è stato anche un progetto in Regione Toscana che ha riguardato gli stessi strumenti. Tra questi due progetti sono due app distinte, però ci sono molte collaborazioni. È molto utile anche quello che sta capitando adesso, cioè finito il progetto Ship All Chain, ci sono si continua a utilizzare l'app, ci sono nuove associazioni, nuove razze che vengono coinvolte, man mano che si cresce poi aumentano le probabilità di app di avere più funzioni e di adattarsi meglio alle vostre esigenze. Io vi faccio vedere, diciamo, il sistema. Allora, all'inizio chiaramente mi chiede utente e password, quindi io entro e accedo. Allora, l'app è fatta per funzionare anche offline e in assenza di segnale. No, ok. Quindi, allora, sono entrato nell'app, quindi probabilmente io qui già vedo dei capi. Se siete entrati invece su un'azienda nuova avete solo un pulsante che vi permette di inserire il primo capo. Allora, la funzione che andiamo a vedere all'inizio è la funzione di anagrafica, e quindi quella che vedete qui nella home. Per vedere un po' come funziona l'app, qui nella home ci sono le funzioni principali, quindi anagrafiche, una funzione parti, una funzione per la scelta dell'ariete. Queste tre linee all'inizio vi fanno entrare in questa funzione. Qui potete vedere chi siete, perché magari uno ha provato a entrare e uscire e quindi ti dice chi sei tu. Torni alla home page e alcune funzioni specifiche che poi andiamo a vedere.
C'è anche la funzione di hash. Hash fa il logout e quindi permette di uscire. Però diciamo il logout è una cosa che non vi consiglio di non farlo, a meno che dovete uscire e rientrare come un'altra persona. Una funzione, lo dico qui, poi magari lo vediamo dopo nel dettaglio, a chi di voi può interessare. L'app permette anche, può essere usata anche dagli agronomi, quindi ad esempio l'ha usata Matteo. Entrando col suo account io effettivamente vedo tutte le aziende. Quindi è possibile anche definire per chi vuole seguire più aziende, chiaramente in accordo con la singola azienda che vuole decidere, che deve, come si dice, tenere traccia di chi guarda i propri dati, però è possibile dare accesso a un agronomo in modo che magari è l'agronomo che tiene aggiornato appunto le informazioni. Andiamo nella home. Ok, queste qui sono le funzioni principali. Andiamo a vedere l'anagrafica, quindi clicco su accedi all'anagrafica. Allora, qui abbiamo i capi, quindi in questo caso questi sono dati di prova, ho il codice. Normalmente il codice non ci sono grossi vincoli, questo non è un sistema molto rigido come quello della BDN, però tendenzialmente nel codice la pratica normale è utilizzare gli ultimi 6-7 numeri, diciamo, del codice BDN dell'animale, se l'animale chiaramente è il bolo, oppure mettere un nome qualsiasi, appunto, se l'animale, nel caso degli agnelli che non sono stati ancora taggati. Il sistema mi mostra l'età, qui c'è una pecora di 23 anni, mi sa, la vedo nera, il sesso e la razza. Potete cercare una tabella, quindi se io scrivo qualche numero del codice mi fa vedere subito il capo. Un altro suggerimento che faccio è a volte io consiglio per cercare subito il capo di mettere gli ultimi 2-3 numeri, perché chiaramente se inizio il codice all'inizio sono quasi tutti uguali. Gli ultimi 3 numeri non è detto che ne trovo solo uno, ma magari ne trovo 1 o 2 e faccio subito a trovare il capo. Un aspetto che vedremo dopo molto utile è l'aspetto del Bluetooth, perché c'è la possibilità anche di, se avete un lettore di bolo, leggere e avere subito la scheda della pecora. Questa funzione è una funzione che stiamo sviluppando perché ci sono tanti Bluetooth, chiaramente quelli costosi sono più facili da fare, quelli che costano meno ci hanno creato qualche problema, però dovremmo cominciare a essere abbastanza compatibili con i principali lettori. E questo chiaramente velocizza molto la lettura e andare subito nella scheda. Però ecco, in questo caso, cercando e usando il trucco degli ultimi 3 numeri, si riesce abbastanza bene a andare nell'elenco. È possibile poi, se clicco sul campo, quindi qui nel codice, me li fa vedere in ordine alfabetico, oppure se clicco sull'età me li fa vedere in ordine d'età. Se clicco su sesso, chiaramente mi fa vedere i maschi e le femmine, e eventualmente le razze, se ho razze diverse. E questo, diciamo, è il sistema base. Qui sotto mi fa vedere i capi che non sono più in azienda. Andiamo sull'aggiunta, che mi sono un po' dilungato, ma forse era la prima cosa da fare, per tutti quelli che hanno l'app vuota. La prima cosa è mettere, diciamo, l'ingresso. Quindi l'ingresso, qual è la motivazione dell'ingresso? Se quindi è una nascita o è un acquisto. Qual è il codice dell'animale, se c'è, quindi metto agnello 2021-1. Il codice BDN lo lascio vuoto, femmina o maschio, razza. Allora, come vedete, le razze, adesso è un po' limitato, questo immagino soprattutto per, si parlava di cashmere, ma qui anche di pecore ce ne stanno poche. Valutiamo se poter, diciamo, inserire meglio queste informazioni, come tenere traccia. Chiaramente qui le usiamo la stessa codifica della BDN, però potrebbe essere utile cominciarle a questo punto anche a metterle tutte, così può essere un po' più comodo. Una volta che scelgo la razza, vado a definire il padre e la madre. Allora, nel padre e la madre, nella tendina ho tutti gli individui adulti,
per quel determinato sesso. C'è anche la possibilità, vedete questa matita, questo è un suggerimento che ci è stato fatto perché magari il padre non è più in stalla, quindi nella tendina non lo vedo più, posso premere sulla matita e posso mettere il codice BDN del padre. Quindi posso mettere IT 021 00 12 12, quello che è. Allora, l'informazione sul padre e la madre è vitale poi per quello che andiamo a vedere dopo, cioè per l'aspetto genetico. Non subito, perché adesso l'università ha fatto dei test genetici, quindi abbiamo tutte le informazioni, però in futuro sarebbe abbastanza utile tenere traccia dell'albero genealogico, laddove possibile, di tutti i capi. Come vedete abbiamo creato un'app dove questi dati di genealogia voi li potete anche non inserire, quindi non è obbligatorio inserirli, però può essere un'informazione. La data di nascita mi dà la data corrente, e quindi questo qui può essere un modo comodo per poterlo inserire, se no vado a mettere la data, nel caso magari che vado a segnalare, in questo caso non c'ho niente, quindi mi segno i capi, e c'ho sempre il campo note dove mi posso prendere le informazioni. Volendone possiamo espandere questi dati, però diciamo con questi dati abbiamo almeno tutte le informazioni classiche per tenere traccia di quello che capita. Quindi io ho inserito il nuovo capo, ho l'agnello 2021, non è più un agnello perché la data di nascita l'ho messa nel coso. Se ho sbagliato, quindi in questo caso immaginate che era una pecora, non era un agnello, ho sbagliato il sesso, riclicco sopra, scelgo modifica, cambio chiaramente il sesso, posso scegliere di metterci il codice vero, quindi posso scegliere di metterci il codice 121212 e quindi metterci il codice della BDN. Non è obbligatorio, ma lo potete tenere traccia, e lo salvo. E quindi a questo punto, quando torno nella scheda appunto dell'azienda, ho l'121212 è diventato una femmina di 2 anni e così via. Queste qui sono le informazioni classiche per la gestione dell'anagrafica. Poi io posso scegliere appunto, quindi ho la pecora di 23 anni, la voglio buttare via dalla mia anagrafica. Quindi vado qui, modifico i dati, in questo caso non mi serve, no scusate, vado a modificare i dati, posso in basso, come vedete, ho varie funzioni, ho 2 funzioni sostanzialmente, uno rimuovi per macellazione, vendita o morte, quindi questa qui è sostanzialmente una fuoriuscita del capo, oppure c'ho elimina definitivamente. Elimina definitivamente si usa quando io ho sbagliato a inserirlo e la voglio cancellare del tutto, cioè non voglio dire che è uscita, è proprio sbagliato a inserirla e la voglio cancellare. L'uscita può essere, nel caso di macellazione, lui mi chiede il codice del macello, per adesso come vedete non c'è la tendina, l'abbiamo lasciato libero, il peso della carcassa e la data. Come vedete qui cominciano a esserci anche informazioni che adesso ancora non elaboriamo, dobbiamo vedere, adesso non ho controllato quanti l'hanno usata, qualcuno l'ha usata. Potrebbe essere utile perché se voi vi segnate anche l'agnello, non serve nemmeno nel coso, ma in tutte le uscite con il peso avete anche, cominciate ad avere un'informazione anche sulla produttività complessiva, sapere le pecore che hanno prodotto di più, le pecore che hanno prodotto di meno, nel momento in cui magari uno deve scegliere, nel caso della rimonta, questa qui può essere un'informazione utile. Ditemi voi se questa cosa può essere utilizzata, però se uno lo utilizza può essere utile. Principalmente sapere rispetto all'anno scorso quando ho prodotto, volendo qui ci si può mettere anche il prezzo, però in genere io preferisco non mettere dati economici perché sono un po' più sensibili, diciamo, però se voi vi viene in mente qualcosa possiamo aggiungere dei campi, tanto quello che aggiungiamo è sempre volontario, quindi in questo caso io posso dire basta, è uscito per macellazione e basta, oppure metto il codice del macello e poi metto il peso. Oddio, non mi rendo conto, è una decina di chili penso, salvo.
Ok, in questo caso, come vedete, l'animale è un animale che è stato rimosso, quindi io lo vado a vedere qui sotto. Quindi l'agnello che è stato 12-12 è stato macellato, no scusate, Clea è stato macellato il 25 febbraio 2021 e così via. Un'altra funzione che prima non c'era, ce l'hanno suggerita, è possibile anche annullare l'eliminazione, cioè se per qualche motivo voi l'avete eliminato, non lo potete, questo qui una volta tolto non lo potete più modificare, volete cambiare i chili perché ve l'avate scordati, i chili erano sbagliati, allora è possibile annullare l'eliminazione, andarlo a modificare, ridire che l'avete macellato e mettere il peso a 12 kg invece dei 10 che avevamo messo prima. Ok. Quindi, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'inserimento di un animale e la fuoriuscita dell'animale. Tra le modalità di uscita abbiamo anche la vendita. Allora, qui è abbastanza importante mettere il codice dell'azienda a cui l'avete venduta. Perché è importante questo aspetto qui? Soprattutto per, abbiamo usato il termine vendita, però diciamo nello scambio degli areti, quindi soprattutto se è un maschio è molto utile inserire il dato della compravendita perché ci serve a noi per tenere aggiornata la banca dati sui possibili, diciamo, sulla possibile consanguinità. Quindi ecco, abbiamo interrotto perché il video prosegue ancora per un bel po', ma spero vi abbia dato un po' una indicazione di massima dell'articolazione anche dell'app, perché diciamo qui è stata affrontata in particolare l'anagrafica, poi naturalmente c'è l'importante funzione della scelta ariete ed altre insomma che sono state implementate durante la progettualità, e magari vedremo di mettere a disposizione parti del video in modo che chi vuole approfondire abbia l'occasione anche di vederlo tutto, perché è davvero molto molto interessante, ecco. Sì, infatti volevo dirti, poi lo caricheremo sulla pagina YouTube di Shipalchain, soprattutto perché facendo tutti i passaggi mano a mano, se poi qualche allevatore o qualche persona che comunque utilizza l'app si è dimenticato qualche passaggio, lì li può vedere tutti quanti uno dietro l'altro senza interruzione sostanzialmente. Perfetto, perfetto. Mattia, vuoi concludere tu con la parte, diciamo, velocemente le attività che avete messo in piedi e i risultati, così? Allora. Intanto ci dite chi siete, come punto 3. Allora, io sono Mattia Mascanzoni di Punto 3, siamo una società di Ferrara di consulenza, ci occupiamo principalmente di green marketing, quindi di comunicazione di marketing, soprattutto legato a prodotti e territori che hanno un'alta valenza ambientale e culturale. Nell'ambito di Shipalchain avevamo degli obiettivi da raggiungere, che erano principalmente, diciamo, legati a informare sugli sviluppi del progetto, favorire la connessione con soggetti interessati a livello territoriale, divulgare, rafforzare la relazione tra produzioni tipiche e territorio e favorire la consapevolezza della territorialità dei prodotti. Come abbiamo cercato di raggiungere questi obiettivi? Abbiamo utilizzato lo storytelling, che è questa metodologia di marketing che si sta diffondendo, che ormai è molto diffusa, dove l'oggetto del marketing, quindi l'oggetto della comunicazione, non è più solo il cosa io ti sto proponendo, il cosa io ti voglio vendere, ma diventa importante anche il chi, il come e il dove. Quindi costruire una storia attorno ad un prodotto. E nel nostro caso erano appunto principalmente la carne derivante dalle 2 razze ovine autoctone, ma in generale può essere applicata poi a tutta la filiera pecora. L'obiettivo in particolare delle azioni di marketing era appunto sottolineare la tracciabilità delle produzioni e la relazione tra prodotto e territorio.
Altro aspetto fondamentale poi dello storytelling è stato appunto il coinvolgimento degli attori locali, quindi innanzitutto gli allevatori sia partner di progetto ma anche appartenenti a 2 associazioni e anche esterni, ma poi anche tutto ciò che è la relazione territoriale con altri soggetti del territorio, quindi produttori, quindi le amministrazioni locali, consorzi turistici e in generale chiunque era interessato sostanzialmente al tema della promozione della pecora alpagota o di lamon come anche quasi un ambasciatore poi del territorio. Quali azioni abbiamo fatto noi come punto 3? Abbiamo fatto un'analisi di mercato, abbiamo realizzato dei materiali fotografici e video, tra i quali ad esempio quello di apertura che abbiamo visto prima. Ci siamo occupati della comunità redazionale diffusa, abbiamo promosso gli eventi territoriali, diciamo quello del cooking show in Alpago e poi abbiamo collaborato per la parte di Pedavena e poi in generale la gestione del sito internet, social media e newsletter. L'analisi di mercato è stata abbastanza strutturata, abbiamo fatto prima un'analisi di contesto per andare a vedere quali sono le azioni di marketing già in essere sul territorio, comunque fatte in passato per promuovere la relazione tra quella che è la pecora di razza alpagota lamon e la promozione del territorio e quindi turistica. Un'analisi di benchmarking rispetto anche ad altre razze ovine autoctone in Italia, con anche un esempio poi estero-straniero dell'Inghilterra. Abbiamo fatto un'analisi dei player territoriali, dei canali di comunicazione dedicati a territori e progetti. Abbiamo poi ci siamo soffermati sul concetto di turista enogastronomico in modo da valutare anche quali sono i possibili target da coinvolgere nelle azioni di marketing e le proposte, qua mi si è tagliata la frase, le proposte poi degli eventi territoriali fatti. Vado via veloce. Le azioni di benchmarking, che è quella stata, diciamo, una parte molto interessante poi dell'analisi di mercato, ha messo in relazione altre razze ovine autoctone, appunto presenti in Italia, rispetto ad alcuni elementi come la presenza di denominazioni o riconoscimenti, quindi GP, DOP, DOC, presidi slow food e quant'altro, anche se non tutti chiaramente sono poi applicabili al mondo ovicaprino. Il marchi di prodotto, la vendita dei prodotti relativi alle razze ovine, quindi la carne, trasformati, formaggi, latticini, lana e prodotti in lana, e l'eventuale convenzione con ristoranti e alberghi del territorio di produzione di queste e di allevamento delle razze. Abbiamo quindi creato questa tabella che è abbastanza lunga e dove abbiamo appunto messo in confronto tutti i vari esempi di appunto razze ovine. Nell'analisi di benchmarking poi abbiamo fatto anche degli esempi di marketing che hanno attivato queste razze ovine con altri soggetti del territorio, quindi ad esempio l'agnello di Sardegna rispetto ai propri punti vendita, piuttosto che la Val di Funes con la collaborazione con dei ristoranti, o comunque allargare il discorso della collaborazione con consorzi turistici per quanto riguarda ad esempio la transumanza. Abbiamo fatto un'analisi dei media specializzati che si occupano di prodotto e territorio, che abbiamo riportato qua. Poi tutti questi dati, questi esempi, tutti i risultati sono chiaramente riportati in analisi di mercato che trovate sul sito di ShipAlchain. E anche i canali di promo commercializzazione, non solo online, ma soprattutto quelli territoriali che poi sapevamo essere quelli principali per le razze ovine, nel caso di alpagotta e lamonna. Siamo passati poi ad analizzare il profilo del turista non gastronomico che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato anche nelle lezioni della comunità redazionale diffusa. Che abbiamo visto che nel corso degli ultimi anni si è abbastanza stabilizzato come figura, è diventata abbastanza democratica, diciamo, e quindi è comunque una figura sposato convivente, proviene più o meno da tutta Italia, non ha una generazione predefinita, anche se poi negli ultimi anni abbiamo visto che si sta concentrando soprattutto nelle generazioni più giovani, perché sono più attente a quella che è la sostenibilità ambientale delle produzioni, e soprattutto abbiamo visto che sono alla ricerca di esperienze. Quindi di nuovo qua ci siamo collegati al concetto di prodotto e territorio, perché
perché era creare un'esperienza attorno alla vendita del prodotto, che non fosse solo il mangiarlo, ma anche cercare di capire come vive l'animale e soprattutto dove vive l'animale, che è la parte fondamentale, appunto, come ho anticipato prima, dello storytelling. Cosa cerca il turista enogastronomico? Abbiamo visto che comunque cerca di mangiare dei piatti tipici, quindi l'obiettivo è quello di far trovare sul territorio dei ristoranti in grado di proporre non solo dei piatti tipici, ma soprattutto con dei prodotti tipici. Quindi riuscire a far vendere la carne di agnello d'Alpago ai ristoranti dell'Alpago in modo che propongano appunto agnello d'Alpago. E poi qua ci sono anche altri esempi appunto di cosa cerca un turista enogastronomico. Dall'analisi di marketing abbiamo elaborato 6 o 7 proposte di attività di marketing da sviluppare poi nei prossimi anni. Ne abbiamo sviluppate in 2 in particolare nell'ambito del progetto. Una era appunto la comunità redazionale diffusa, che è questo gruppo di soggetti, questo insieme di soggetti distinti che si mettono insieme, collaborano, di nuovo appunto, che è anche oggetto della misura, collaborano per cercare di comunicare il territorio a dei soggetti esterni, che sono sia dei soggetti comunque diciamo del territorio, ma anche soggetti esterni diciamo proprio fisicamente. Queste persone che decidono di collaborare chiaramente si dotano di regole comuni di comunicazione, insieme stabiliscono un calendario di pubblicazione per affrontare anche le diverse tematiche e riuscire a raccontare meglio in modo completo il territorio. E quindi l'obiettivo poi è quello di riuscire a promuovere complessivamente tutto ciò che è l'Alpago e tutto ciò che è il territorio del Feltrino e di Lamon. Come abbiamo visto prima, appunto, per la comunità redazionale diffusa abbiamo fatto anche poi un percorso di formazione di 4 incontri che era stato rivolto in primis agli allevatori, ma comunque aperto a tutti, diciamo, gli interessati, dove l'obiettivo è stato il piano redazionale condiviso. L'oggetto finale poi della comunità redazionale diffusa è la pagina Facebook, dove stiamo pubblicando costantemente dei post sul territorio, su alcuni elementi del territorio. In tutto abbiamo 19 redattori al momento che sono distribuiti in queste 5 categorie. Sostanzialmente abbiamo allevatori, produttori locali, abbiamo amministratori e anche uffici consorzi turistici e in generale anche interessati e appassionati al tema non solo di ciò che è il mondo ovino, ma anche della comunicazione e del territorio all'esterno. La pagina Facebook sta dando degli ottimi risultati. Qui abbiamo visto che nel giro di veramente pochi mesi abbiamo avuto un incremento di mi piace, che diciamo è il risultato finale più semplice da mostrare, da condividere, che quindi è quanto effettivamente la pagina Facebook sta dando risultati. Abbiamo visto che siamo passati da poco meno di 300 mi piace a inizio ottobre, prima dell'inizio della comunità redazionale diffusa, e siamo arrivati a fine marzo che abbiamo più di 1300 mi piace sulla pagina. Questo cosa ha comportato? Chiaramente poi non contano solo i mi piace, ma contano anche poi le persone che un post è in grado di raggiungere, e come vedete appunto in questi 2 esempi, uno relativo all'hotel che si trova prima di Lamon, di arrivare al comune di Lamon, e una ricetta del San Lorenzo, abbiamo visto che hanno avuto una copertura molto ampia, più di quasi 8.000 persone per quanto riguarda il post dell'hotel e più di 7.000 comunque per quanto riguarda la ricetta del San Lorenzo. Qua abbiamo altri esempi che comunque abbiamo visto che sono stati molto graditi dal popolo di Facebook, quindi qua abbiamo di nuovo un esempio di storia. L'obiettivo appunto dei post è quello di riuscire a raccontare integralmente il territorio, quindi non solo quello che è strettamente legato alla pecora, ma anche tutto ciò, alle pecore, ma anche tutto ciò che ci ruota attorno. Sono state fatte delle interviste degli allevatori e anche a comunque altri esperti del territorio, per riuscire appunto a coinvolgere e raccontare cosa vuol dire allevare in questi territori in questo momento. Abbiamo fatto 2 eventi,
uno che si è svolto a fine agosto con un cooking show in due puntate, la prima la mattina, la seconda la sera, con un cooking show che abbiamo organizzato in collaborazione col Consorzio Alpago Cansiglio e Slow Food Condotta di Belluno, dove è stato messo al centro l'agnello d'Alpago, presidio Slow Food, ma anche ciò che sono anche altri pezzi comunque della pecora alpagota, ed sono stati fatti appunto 2 cooking show con mi sembra 6 o 7 ricette, dove sono stati presentati questi prodotti in connessione con altri del territorio, anche in una veste un po' nuova e un po' più accattivante, se vogliamo, e interessante. Ad esempio è stato fatto le bracciole di agnello con al curry, piuttosto che il ragù di non mi ricordo, di coratella. Il cooking show è stato promosso ovviamente da noi, ma era stato inserito poi anche all'interno di un programma più ampio di attività che ha seguito in prima battuta anche il Centro Consorzi, che era quella della promozione dell'agnello d'Alpago anche in altri ristoranti del territorio, cercando di fare rete con i punti vendita e visite guidate agli allevatori. Ecco, questo era appunto proprio l'obiettivo poi che si vuole raggiungere con quella che è la comunità, la collaborazione, quindi mettere al centro l'agnello come elemento agnello d'Alpago, presidio Slow Food, metterlo al centro quindi come elemento che è in grado di attrarre turisti sul territorio e riuscire poi a condividerli, diciamo, con quelle che sono anche le altre realtà territoriali. Poi dal cooking show è stato fatto anche il ricettario, che si trova sempre sul sito di Cipalchain. Qui abbiamo alcune foto. Per quanto riguarda la pecora di razza Lamoni, invece è stata promossa questa iniziativa in collaborazione con la birreria Pedavena, che propone nel proprio menù il piatto di battuta di Fea de Lamon, come detto prima Antonella, e dove poi è anche possibile vedere tutti i video che sono stati fatti sempre nell'ambito del progetto Cipalchain. L'iniziativa qua, la birreria Pedavena, chiaramente ha subito alcune interruzioni obbligate, adesso sta però continuando ad andare avanti da quello che ho capito e credo andrà avanti ancora per un po'. Qui abbiamo alcune foto appunto della birreria e questo è il piatto. E io ho concluso la mia presentazione, mi chiedo scusa per la velocità e se avete domande sono qua disponibile. Direi che ormai abbiamo sforato di qualche minuto, siamo comunque riusciti a restare abbastanza nei tempi, anche grazie a te Mattia, che sei stato velocissimo ma efficace, perché hai un po' descritto a 360 gradi l'attività che è stata fatta. Vi rimandiamo sempre al sito di Cipalchain per tutti gli approfondimenti del caso, perché appunto gli output sono caricati all'interno del sito e sul canale YouTube di Cipalchain trovate tutti i video molto belli che sono stati realizzati, ecco. Quindi posso un attimo, Antonella, perché prima sì? ho sentito anche Milena della Fea della Mon, che è la vicepresidente, che mi ha chiesto di portarvi i saluti a tutti quanti. Si è scusata per non essere riuscita a intervenire, ma aveva il microfono che non si sbloccava. Perfetto, va bene, grazie mille. Allora, se non ci sono domande, io direi, Mattia, che possiamo chiudere. Va bene. Ringraziamo tutti per la partecipazione, ringraziamo tantissimo il nostro gruppo di lavoro, l'università e gli allevatori in primis. Ringrazio punto 3 Mattia, insomma, per il supporto organizzativo sempre in queste attività di disseminazione. Tantissimo Franz di Longarone Fiere, grazie mille per il supporto che ci hai dato oggi. Davide Magnani, che vedo collegato, lo ringrazio proprio per la disponibilità che ha sempre dimostrato e sta continuando a dimostrare, collaborazione, partecipazione, e ci interessa naturalmente il suo punto di vista, è fondamentale come Arab. Ringrazio l'Istituto Agrario per la collaborazione e la presenza.
è il consorzio Alpago, che non so se è ancora collegato, ma anche sì, quest'estate abbiamo avuto modo di collaborare e stiamo continuando a collaborare. Il Lanificio Paoletti, che lo vedo collegato, è entrato nella nostra comunità redazionale da poco e ne siamo felicissimi, visto il ruolo importante che ha nella filiera della lana per l'Alpago, per la pecora naturalmente alpagota. E niente, saluto tutti voi, grazie mille, grazie in particolare ad Enrico Sturaro, davvero lo dico per la disponibilità, per la veramente professionalità, per la presenza che ha sempre dimostrato dall'inizio alla fine, insomma, per il lavoro fatto. Matteo Orsi vi saluta, l'ho appena sentito prima, è nell'isola di Réunion a est del Madagascar, sta lavorando anche lì con le pecore. E quindi ecco, ci inseriamo con quest'ultimo saluto in un contesto veramente internazionale, quindi un grazie a tutti e a presto, grazie davvero. Grazie mille a tutti. Antonella, buongiorno a tutti, a presto. Grazie a tutti da parte di Longarone Fiere per il contributo al Forum dell'Agricoltura di Montagna. Grazie. Stiamo chiudendo con il video che mi sto detto di lanciare, che è un po' il più giovane, credo, tra gli allevatori del progetto. Sì, ecco, concludo solo con un grazie, con un grazie ultimo, che è anche stato il primo mio in apertura per il GAL. Davvero è stata un'esperienza che, ripeto, che è stata possibile grazie anche alla loro visione, ecco, l'aver saputo inserire questa misura all'interno della loro programmazione. Grazie ancora. Ciao, arrivederci, grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti. Ciao, mi chiamo Corso Leonardo, sono uno studente dell'agrario di Feltre. La mia passione per le pecore è nata vedendo i pastori passare sotto casa e ho pensato di prendere una pecora. Dopo ho chiesto di prenderne un'altra e me l'hanno concessa. Poi ho visto le pecore di Lamon e ho pensato di prendere quelle. Ne ho cominciato con 2 e dopo sono andato avanti con altre 3 quest'estate. In totale ho 10 capi di pecore e vorrei arrivare a un numero molto maggiore per magari andare anch'io a fare il pastore fra un po' di anni. Penserei di arrivare sulle 1000-1200 pecore. La mattina io ho la sveglia presto perché devo dedicare anche ai miei animali un po' di tempo per curarli. Poi vado a scuola, arrivo a casa, studio qualcosa, poi vado, le sposto, vedo cosa c'è da fare, se pulirle, vedere se ci sono nuove nascite, agnellini da darle a mangiare e dopo alla sera le lascio libere o le chiudo dentro e loro dopo la mattina dopo le libero di nuovo. Non c'è nessuno che mi aiuta con le pecore, con gli animali perché me le sono volute io, quindi devo arrangiarmi, in famiglia non mi aiuta nessuno perché è la mia passione, loro non interessa, devo arrangiarmi io. Ho contribuito per salvaguardare la razza delle pecore di Lamon che sono in via di estinzione perché penso che si possa farle ritornare perché se ci metti l'impegno ritornano perché facendo fare una dopo continuano a rifare perché se nascono quasi tutte femmine tu riesci a farle riprodurre. Bene, direi che su questa onda di speranza... Sì, ci stava, non potevamo chiudere in modo migliore. Grazie Ruggero che sei ancora collegato. Grazie mille, un saluto a Daniela, a Enrico, Franz, al preside che l'ho visto ancora collegato, Maurizio Masin, grazie mille Maurizio, Unione Montana, e al dottor Walter Lucchetta, grazie, è rimasto fino alla fine, sono molto contenta, insomma avremo modo di confrontarci anche a breve e spero di non aver lasciato fuori nessuno. Grazie a tutti anche da parte mia. Ok. Grazie a tutti, ricordo solo l'appuntamento di questa sera alle 18 con Api Dolomiti sul Nettare da Caccia. Grazie e a presto. A presto.